Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro di formazione. Ho ritenuto opportuno e più che necessario informare le nostre associazioni sulle importanti modifiche che comporta la riforma del terzo settore. Abbiamo illustri relatori che sapranno sviscerare la complessa materia per orientare i direttivi delle nostre proloco. L'evento è patrocinato dalla Regione Liguria e accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova. Sono stata incaricata di portare a tutti voi i saluti del nostro governatore Giovanni Totti. Ringrazio la segretaria generale dell'Umpli Piemonte, qui presente, e il consigliere nazionale Bruno Ragni. Porto anche i saluti del nostro presidente nazionale Antonino Laspina, che per problemi logistici non è potuto essere presente questa mattina. Grazie a tutti di essere presenti. Grazie. Grazie Bruna. Allora, entriamo velocemente, visto che le relazioni sono tante all'interno di tutta la problematica, con la dottoressa Graziella Guatelli, che tra i diversi ruoli è anche presidente del collegio dei revisori dell'Umpli nazionale e dell'Umpli Liguria. Dottoressa Guatelli, ma questa riforma del terzo settore con questo quadro normativo ci deve preoccupare? È un'occasione, un'opportunità o una preoccupazione? Ma come tutte le novità ovviamente spaventa un pochino. In realtà il nostro compito e anche quello che sentiamo a livello nazionale è che si debba fare di questa sfida un'opportunità di crescita. Noi abbiamo al nostro interno, appunto a livello nazionale, raggruppiamo circa 6.200 proloco. Sono tutte eccellenze che chiaramente si diversificano nel territorio nazionale, ma tutte hanno una peculiarità e hanno un modo di risaltare il proprio territorio, di fare cultura e di comunque collegarsi con altre associazioni ed altri ambiti. Forse avete visto nelle slide che appunto Umpli Nazionale è partner di Unicef, ad esempio, oltre che di varie altre associazioni a livello nazionale. Promuove la cultura con Salva la tua lingua locale, eccetera. Quindi comunque sia, anche in questa riforma, anche all'interno dell'Umpli, stiamo facendo una commissione studi proprio per affrontare al meglio. Non è una cosa che debba spaventare, ma anzi è un'opportunità di crescita. Ovviamente, come tutte le novità, dovremo ancora addentrarci e sviscerare meglio, con l'aiuto chiaramente del legislatore, perché sappiamo che, ora poi entro nella mia relazione, sappiamo che la normativa è in vigore da luglio scorso, però in realtà mancano dei tasselli fondamentali perché possa essere del tutto attuata. Manca l'istituzione del registro unico nazionale e manca il parere della Commissione europea. Quindi fino a quel momento abbiamo una situazione transitoria, che alcuni dicono che non vi è più nulla di più definitivo che la situazione transitoria. Ma comunque, tornando addentrandoci a questo punto nella mia relazione, direi che possiamo partire dicendo che chiaramente l'associazionismo non è un qualcosa di creato dal legislatore, è un fenomeno che si è chiaramente formato negli anni, nei secoli,
e che ha avuto chiaramente varie tappe, ma addirittura nel nostro ordinamento giuridico partiamo dalla Costituzione, poi dalla legge, dal Codice Civile, dalla legge Crispi istitutiva delle IPAB, per arrivare poi chiaramente ai giorni nostri, agli anni 2000, quando si è parlato per la prima volta, con la riforma costituzionale del 2001, di sussidiarietà orizzontale. In questo ambito, appunto, si è dato maggior risalto, oltre che alla sussidiarietà verticale, quindi non più visto lo Stato come il primo interlocutore e comunque l'interlocutore principale del cittadino, ma i comuni, le province, le città metropolitane, quindi tutte figure istituzionali più vicine al cittadino, e questa è la sussidiarietà verticale. A noi interessa invece la sussidiarietà orizzontale, quella che vede appunto riconoscere e favorire l'autonomia e l'iniziativa dei cittadini per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Poi ho fatto un parallelismo tra quello che era ante riforma del terzo settore e quello che adesso abbiamo come situazione attuale. Diciamo che quello che vedete evidenziato in rosso è la situazione attuale. Diciamo subito che il Codice Civile ovviamente non è stato abrogato, tutt'altro, però chiaramente il codice si prefigge di dare un corpus normativo più più unificato, più unito di tutta la materia, e quindi ricomprendere le varie leggi che sinora siamo stati abituati a dover applicare, quindi la 266 per il volontariato, la 383 per le APS, l'Associazione di Promozione Sociale e quant'altro. Quindi cosa possiamo dire? Che in ogni caso il no profit, il terzo settore, è composto da enti di diritto privato come prima, però abbiamo la prima peculiarità che poi vedremo anche in seguito, che non ci si può parlare, non ci si può definire ente del terzo settore se non si è iscritti al registro unico nazionale del terzo settore. Quindi è il primo vincolo che ci viene imposto. Poi chiaramente, come prima vi è l'azione volontaria, la mutualità, l'erogazione gratuita di beni, denaro, servizi, e anche qui abbiamo come prima anche l'attività sussidiaria di produzione e scambio di beni e servizi. Abbiamo sempre la natura solidaristica, ideale e culturale, senza scopo di lucro, e gli enti chiaramente perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ecco, l'attività di interesse generale ha voluto dare probabilmente nella mente del legislatore un'accezione più ampia di quello che era sinora visto come associazione di volontariato o associazione in generale, che era più volta forse verso fasce svantaggiate. Con l'addizione di attività di interesse generale si è focalizzato un interesse di crescita che è anche riportato poi nella nostra Costituzione. Nei primi articoli della Costituzione appunto si vede l'associazionismo proprio come un luogo dove la nostra personalità possa crescere grazie al confronto con gli altri, quindi un'apertura verso il mondo. E proprio questo ci deve caratterizzare, cioè dobbiamo tutti essere aperti, cioè le nostre associazioni devono essere aperte verso altre associazioni, verso il mondo della politica, perché no, delle istituzioni, e proprio per crescere. E quindi enti del terzo settore
Negli enti del terzo settore abbiamo chiaramente i soggetti del libro primo del Codice Civile, ma anche soggetti del libro quinto del Codice Civile. Quindi abbiamo una commissione tra appunto volontariato e anche impresa commerciale, quindi impresa sociale, di cui parleranno poi i colleghi più approfonditamente, cooperative, società. Ecco, l'unica differenziazione, gli unici vincoli sono quelli che chiaramente, il più importante, che non vengono perseguiti lo scopo di lucro, non devono essere chiaramente come prima distribuiti utili, anzi vengono posti divieti ancora più stretti a questo vincolo. Di questo abbiamo già parlato, delle norme costituzionali. Ecco, le norme del Codice Civile, come abbiamo detto, non vengono modificate, il Codice Civile rimane sempre valido ovviamente, e quindi l'associazione è un contratto tipico, plurilaterale e aperto, di comunione di scopo e con struttura organizzativa, con una separazione chiaramente di compiti tra l'organo direttivo e l'assemblea e l'organo di gestione. Abbiamo sempre avuto, vado veloce perché queste sono cose proprio direi discorsive per introdurre la materia, abbiamo sempre avuto per gli enti non commerciali una visione duplice, una visione civilistica e una visione fiscale. In effetti per qualificarci noi abbiamo sempre dovuto confrontarci con le varie leggi speciali di cui parlavamo prima, ma anche con il TUIR, con il testo unico delle imposte sui redditi, e quindi a seconda anche di questo, e soprattutto per le ONLUS questo è ancora più evidente, perché sappiamo che le ONLUS non hanno una natura civilistica, ma sono nate proprio per effetto del legislatore fiscale. Qui facciamo una carrellata delle tappe della riforma del terzo settore. Intanto dobbiamo partire dal 2014, allorché vi è stata una consultazione pubblica del governo sulla riforma del terzo settore nel 2014. Poi abbiamo avuto la legge delega che ha fissato i principi e i criteri direttivi, la legge 106 del 2016. In seguito nel 2017 abbiamo avuto il 3 luglio il codice del terzo settore con il decreto legislativo 117, che è stato poi corretto dal decreto legislativo 105 del 2018. Poi abbiamo sempre nel 2017 la nuova impresa sociale, decreto legislativo 3 luglio 17 numero 112, corretto anch'esso dal decreto legislativo 95 del 2018. Poi abbiamo lo statuto della Fondazione Italia Sociale, lo strumento di sviluppo del terzo settore, corretto anch'esso dal decreto legislativo 43 2018. Poi abbiamo il nuovo 5 per 1000, che è contenuto nel decreto legislativo 111 del 2017. Nel codice del terzo settore abbiamo enti tipici, io li ho schematizzati tra enti tipici e enti atipici. Gli enti tipici sono le classiche organizzazioni che avevamo già in precedenza, quindi le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, gli enti filantropici che hanno una dizione nuova, ma in realtà li abbiamo sempre avuti come enti. Poi invece questa è una figura nuova, l'impresa sociale, però avevamo già le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, che anche esse sono una realtà storica. Abbiamo anche enti atipici, che sono le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti appunto per il perseguimento
senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Qui facciamo il primo distinguo, il primo netto distinguo, che è quello che non è il terzo settore. Nel terzo settore non vi sono gli enti pubblici, le formazioni e associazioni politiche, sindacali, le associazioni professionali e di categorie economiche. Abbiamo poi quello che è contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 117 del 2017, quindi del nostro codice del terzo settore, e qui abbiamo tutta una serie di attività, che sono 26 attività, che vanno dagli interventi ai servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni sociosanitarie, educazione, istruzione, formazione professionale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Anche qui vediamo che il legislatore ha messo alcune attività da sempre perseguite dalle nostre associazioni e alcune attività recenti. E le vedremo in seguito: la formazione, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o recreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica, del volontariato e delle attività di interesse generale. Questi due punti che vedete in grassetto, secondo il nostro punto di vista, sono le attività che portano avanti le nostre associazioni pro loco, che valorizzano appunto la cultura e la tradizione del nostro territorio. Abbiamo poi la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, la formazione extrascolastica, gli altri servizi strumentali ad enti del terzo settore, resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore. Abbiamo la cooperazione e lo sviluppo, le attività commerciali produttive di educazione, informazione, di promozione e rappresentanza, di concessione e licenza di marchi, di certificazioni svolte nell'ambito e a favore di filiere del commercio ecosolidale. Questa è una cosa piuttosto recente. Servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori appunto che ne sono usciti, l'alloggio sociale, l'accoglienza umanitaria, l'agricoltura sociale, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la beneficenza, il sostegno a distanza, la promozione della cultura della legalità, la promozione e tutela dei diritti umani, la cura di procedure di adozione internazionale, la protezione civile e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ecco, ora addentriamoci un po' invece nei vincoli della gestione degli enti del terzo settore. Come prima è vietata la distribuzione anche indiretta di utili. Questa è una norma che già vi era nelle leggi speciali. Comunque nel codice vi è anche un richiamo specifico a quello che questa norma vuol dire, quindi che cosa può essere nascosto in questa edizione, cioè la corresponsione per esempio ad amministratori, sindaci o a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta, oppure comunque alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze, comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o in analoghi settori e alle stesse condizioni. Le corresponsioni a lavoratori subordinati o autonomi
di retribuzioni e compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dei contratti collettivi. Anche l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale. All'interno di queste forme si può celare una distribuzione indiretta di utili. Abbiamo anche la cessione di beni e la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, la corresponsione di interessi passivi ad un tasso superiore di 4 punti al tasso annuo di riferimento. Abbiamo ancora vincoli, ma li avevamo già in caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione. Chiaramente viene ribadito che il patrimonio residuo è devoluto, in questo caso previo parere positivo favorevole dell'ufficio del registro del terzo settore ad altri enti del terzo settore. Questo era già enucleato nelle leggi speciali, qui ci vuole anche, occorre anche un parere positivo del registro unico del terzo settore. Poi vi è una digressione per i lavoratori che hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di 1 a 8 da calcolarsi sulla base delle retribuzioni annue lorde. Gli ETS danno poi conto, ecco, un altro aspetto della riforma che è a cui dare risalto, che è da far valere, è sicuramente la trasparenza. Quindi abbiamo poi la dottoressa Copello che ne parlerà, e comunque il bilancio sociale, quindi e in mancanza di questo la relazione di bilancio. Le nostre proloco fondano le loro radici in leggi ormai datate, quindi la legge 29 marzo 2001, e grazie alla Regione Liguria anche che chiaramente ci ha riconosciute, perché le proloco hanno come primo riferimento la propria legge regionale, abbiamo quindi riferimento a queste leggi, la legge regionale del 96, la 17 del 96 e la 28 del 2002. Poi abbiamo, non da ultimo, la legge regionale che era un po' precursore del testo unico del terzo settore, la numero 42 del 2012, che è stata appunto modificata in base appunto al codice del terzo settore. La Regione Liguria, all'articolo 1, viene detto che la Regione Liguria riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del terzo settore quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza con i principi della Costituzione. Sempre a livello regionale abbiamo già avuto, mi spiace che in questo momento è uscito il dottor Zullo, perché lui avrebbe, ma quando rientra lo confermerà eventualmente, appunto aveva posto la necessità di costituire a livello regionale un ufficio regionale del registro unico del terzo settore, e qui abbiamo appunto i riferimenti normativi. Scusate? Ah, ok, sì, la dottoressa Viale. Sì, allora ecco, non l'avevo vista perché ero... esatto. Ringraziamo quindi la dottoressa Viale e la invitiamo poi a prendere... Grazie mille. E quindi poi parlavamo anche dell'adesione sempre della Regione Liguria all'accordo di programma per lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte di ODV e di APS. Quindi ci sono stati
sono stati effettuati dei bandi e sono state messe a disposizione delle risorse proprio per queste due categorie di organizzazioni. Ecco, poi abbiamo ancora una disciplina di sistema della governance dei centri di servizio per il volontariato, un'attività di controllo e verifica. Sappiamo che appunto negli ultimi anni la Regione, tramite i suoi funzionari, ha avviato un sistema di controllo soprattutto su alcune realtà associative per verificare se queste rivestissero la giusta connotazione, e quindi abbiamo avuto anche delle trasmigrazioni, ad esempio dalle organizzazioni di volontariato alle APS. Abbiamo poi il registro unico nazionale del terzo settore, che va di parallelo appunto al registro unico regionale del terzo settore. Abbiamo poi ancora una nota che è quella delle associazioni a carattere regionale. Voi sapete che l'UNPLI è l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, però ha per ogni regione un proprio referente, una propria organizzazione. Noi come UNPLI Liguria appunto siamo accreditati, diciamo così, presso la Regione Liguria come enti deputati a interloquire con la Regione e appunto a permettere alla stessa di riconoscere per nostro tramite le nostre articolazioni territoriali che abbiano da noi avuto il placet per essere considerate associazioni di promozione sociale. Quindi abbiamo poi l'articolo 4, e qui parliamo già di registro unico del terzo settore. Nell'articolo 4 abbiamo appunto il primo diciamo così, il primo step che ci possiamo porre come enti del terzo settore, perché effettivamente senza l'iscrizione nel registro nazionale, unico nazionale del terzo settore, non possiamo essere riconosciuti come enti del terzo settore. Quindi abbiamo posto come rilievo proprio nel mio intervento anche il registro unico del terzo settore, anche per questo, cioè il registro unico nazionale del terzo settore, quando entrerà in vigore, avrà una funzione indefettibile, quindi chi non sarà iscritto non potrà fregiarsi della appunto denominazione ente del terzo settore. Se può andarmi a chiudere in 3-4 minuti. Come? Se può andarmi a chiudere in 3-4 minuti. Sì, certo, sì. E poi abbiamo appunto sempre nel registro unico nazionale del terzo settore abbiamo alcune caratteristiche che lo rendono ancora sempre nell'ottica della trasparenza accessibile a tutti, perché sarà un registro che sarà visibile in modalità telematica, si comporrà di quelle organizzazioni di cui abbiamo parlato prima, quindi organizzazioni di volontariato, promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore. Quindi ogni realtà associativa, al di fuori delle reti associative che possono essere iscritte contemporaneamente in 2 o più sezioni, tutte le altre realtà associative avranno l'iscrizione in un'unica appunto, categoria. Quindi l'ODV sarà iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato, l'associazione di promozione sociale nel registro diciamo così, nella categoria del registro relativa. Chiaramente
l'associazione avrà una procedura per iscriversi, ma questa non è di molta importanza. Poi invece spetterà al registro unico del terzo settore verificare, all'ufficio competente, verificare la sussistenza delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell'ente, quale ente del terzo settore. Vi sarà una procedura appunto per l'iscrizione. Al termine di questa procedura vi sarà un appunto pronunciamento che farà iscrivere oppure darà il proprio diniego all'iscrizione, e verso il diniego dell'iscrizione si potrà fare ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo competente per territorio. Le cose che verranno poi queste sono burocrazia, le cose che verranno scritte nella domanda sono queste, ma sono le cose ormai risapute, denominazione verrà sottoscritto dal legale rappresentante. Ecco, cosa invece di maggiore importanza è che ogni anno, entro il 30 giugno di ogni anno, andranno depositati presso il Registro Unico Nazionale i rendiconti ed i bilanci ed anche i rendiconti delle raccolte fondi. Quindi questo è molto importante, quindi i nostri bilanci, i nostri rendiconti a seconda delle dimensioni del nostro ente, che sino ad ora rimanevano all'interno della nostra associazione, andranno depositati e resi pubblici entro il 30 giugno di ogni anno. Ulteriormente a questo abbiamo anche da render conto al Registro Unico Nazionale entro 30 giorni da ciascuna modifica, appunto della modifica effettuata. Ho terminato. Perfetto, grazie dottoressa. Se siete d'accordo, la Bruna mi chiama sempre per rompere il protocollo, magari facciamo un paio di interventi, poi se c'è qualche domanda così facciamo una interattività continua. Però intanto proseguiamo invece sfruttando l'occasione dell'assessore Viale, non so se volete lasciarle spazio lì, se preferisce in piedi a seconda di come preferisce lei. Mi dica lei, ci possiamo anche lasciare qua. Allora assessore, nell'intervento prima, poco prima che lei arrivasse, la dottoressa Guatelli ha fatto una indicazione secondo me molto precisa al terzo settore, settore intermedio che è fra il pubblico, il privato, il commerciale, e quindi la prima curiosità è come questo settore intermedio riesce a parlare oggi con il settore pubblico. Le Proloco forse storicamente qualche problemino poi ce l'hanno sempre avuto. Poi la dottoressa Guatelli, che solitamente è sempre molto diplomatica, mi sembra che le sia sfuggita una cosa del tipo: queste leggi sulle Proloco sono piuttosto vecchiotte, forse non ha usato proprio questa espressione, ma più o meno il senso era questo. Allora, intanto buongiorno, grazie per aver organizzato un evento formativo, ecco, direi che è proprio un evento dove, ahimè, probabilmente voi siete stati estratti a sorte per venire a trasferire poi nelle vostre associazioni un patrimonio di conoscenza giuridico, amministrativo, burocratico essenziale per svolgere la vostra attività. Però insomma io come assessore vicepresidente di Regione Liguria, vostro tramite, voglio ringraziarvi per quello che fate sul territorio ligure, a difesa dei luoghi, insomma, Proloco, quindi in qualche modo siete un patrimonio della nostra regione, perché conoscete capillarmente ogni campanile, ogni carugio, soprattutto mi riferisco ai nostri entroterra, e quindi in qualche modo siete preziosi anche per trasferire un patrimonio di conoscenza alle nuove generazioni e anche in qualche modo tenere vive anche le nostre piazze d'estate. Ognuno di noi partecipa
ai vostri eventi. Però tutto questo che è frutto di un'attività di volontariato di decenni, ovviamente con le regole attuali non è più compatibile con una base semplicemente volontaristica, ma deve essere incardinata in un sistema che via via, avete visto l'elenco delle leggi regionali liguri, ma che hanno avuto con la riforma il codice del terzo settore un assetto giuridico, una base giuridica pregnante, forte e molto invasiva rispetto alla possibilità anche di sopravvivenza delle piccole pro loco, e quindi da qui nasce probabilmente anche la necessità di organizzarvi, e quindi io penso che un plauso all'associazione perché vuole essere, penso, un sostegno per far sì che possa continuare l'esistenza, dando anche un ausilio di tutta questa parte burocratica che effettivamente è prevalente, può rischiare di diventare prevalente rispetto all'attività sul territorio. E ovviamente Regione Liguria, che qua con anche il suo responsabile funzionario dottor Zullo, sicuramente potrebbe essere questa un'occasione per capire come la nostra legge regionale piuttosto che delibere di giunta possono sostenere e accompagnare il vostro percorso. Noi abbiamo già comunque attuato la parte della riforma che prevede uno stanziamento importante, abbiamo fatto una prima delibera di giunta per un finanziamento dei progetti, in qualche modo 900.000 euro se non ricordo male, avevamo la discrezionalità di poter individuare alcuni filoni, ovviamente ahimè sapete che la prevalenza della mia delega è sanità, politiche sociali rispetto al terzo settore, e quindi ho indirizzato per il primo anno un filone dedicato al tema del sostegno sociale e sanitario. Ma per questo anno, visto che dobbiamo fare è arrivato il finanziamento per il prossimo anno, potremo con voi, perché queste poi sono le occasioni, io ci tengo anche a venire e avere un contatto diretto con voi, potremo individuare un filone invece anche di finanziamento rispetto al budget a sostegno delle attività delle pro loco, cioè dare forza ovviamente con tutto il percorso amministrativo di sostegno per poter beneficiare di queste risorse, e quindi apro una finestra, non so se spalanco un portone, un qualcosa che possa capillarmente. Ho visto l'elenco che ieri in fretta e furia siete riusciti a fornirmi delle associazioni pro loco, una domanda che pongo: a me sembrano quell'elenco poche rispetto alla realtà sul nostro territorio, probabilmente siamo più presenti con questa forma anche di organizzazione, probabilmente molti si fregiano del pro loco e non hanno una loro collocazione negli elenchi, adesso senza voler andare a imbrigliare o spaventare il territorio, però chiaramente un accompagnamento per valorizzare ciò che c'è, per dargli un aiuto di sopravvivenza, potremo insieme percorrerlo. Ecco, io vi volevo dare questo messaggio di accompagnamento, siamo a disposizione come Regione Liguria, poi tramite il dottor Zullo che penso rimarrà per tutta la mattinata. Ecco, se la sintesi dei vostri lavori, le proposte, i suggerimenti ci verranno recapitati, potremo poi anche separatamente fare un incontro e vedere di avviare un anno 2019 puntando sulle nostre pro loco, a favore dei nostri luoghi. Quindi grazie e buon lavoro. Io ritorno verso la sanità. Quindi veramente Allora, il prossimo ospite lo vediamo con la scritta anche dietro, il dottor Walter Chiapussi con una P solo. Leggo per non sbagliare le varie cariche: dottore commercialista e membro commissione di studio sul terzo settore dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova. Il titolo che compare nel programma è l'Associazione di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e il ruolo dei volontari. Forse ci sarebbe da chiedersi se con tutte queste modifiche o su queste implicazioni i volontari potranno mai più esistere. Sì, ci saranno ancora. Ma guardi, entro subito anche nell'oggetto della relazione. Il volontario è il cuore della riforma del terzo settore. Il volontario prima era uno strumento, era un'opportunità per le associazioni. Adesso il volontario è il punto cardine di questa riforma. Infatti
prima di parlare di tutte le tipologie di associazioni, l'articolo 17 e l'articolo 18 determinano esattamente cos'è la figura del volontario e cosa può fare. E ci sono anche delle curiosità e delle sorprese che vedremo nel corso di questa relazione. Il titolo che mi è stato dato, quindi l'associazione di promozione sociale e l'associazione di volontariato, sono un di cui del terzo settore. Entrando però nella materia, il codice unico del terzo settore ha inserito la dicitura ente del terzo settore, quindi noi dobbiamo pensare che l'ente del terzo settore sia un unicum e poi si declini in varie tipologie di associazioni. Quindi, come potete vedere dalla definizione che è presa testualmente dal codice, il ente del terzo settore sono enti privati, quindi non si parla di enti pubblici, ad esempio, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civistiche, solidaristiche e di utilità sociale. E soprattutto devono svolgere tutto quello che è previsto all'articolo 5, che prima ha esposto la dottoressa Guatelli, relativamente alle attività di interesse generale e collettivo. E poi, ovviamente, con azione volontaria per l'erogazione gratuita di denaro o servizi. Quindi, quali sono gli elementi qualificanti per essere ente del terzo settore? Il carattere privato, l'esclusione totale degli enti pubblici, l'assenza di scopo di lucro, che anche in questo caso non è del tutto reale, perché quando poi vedremo più avanti col dottor Dall'Oglio, anche le imprese sociali possono far parte degli enti del terzo settore, ma in quel caso lo scopo di lucro è secondario rispetto all'attività sociale dell'impresa. Il perseguimento di finalità civistiche, solidaristiche e di utilità sociale, e su qua siamo tutti d'accordo, e lo svolgimento. Puntiamo molto sui settori di interesse generale. Questo perché? Perché l'ente del terzo settore non riunisce tutte le associazioni. C'è stato un errore iniziale in cui si pensava che solo tutte le associazioni dovessero far parte del codice del terzo settore. Ciò non è vero, perché le associazioni previste dalla Costituzione, dal Codice Civile, possono vivere regolarmente al di fuori del codice del terzo settore. Ovviamente possono fare quello che ritengono più utile fare, ma se vogliono iscriversi nell'ente del terzo settore devono obbligatoriamente svolgere uno o più dei 26 punti previsti dall'articolo 5. Questo è fondamentale. Un ultimo punto, che però non è un punto di poco conto, è l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Questo è fondamentale. Detto dell'ente del terzo settore, queste, che avete già visto prima, sono ne mancano? No, ci sono tutte, sì. Sono tutte le declinazioni in cui l'ente del terzo settore può presentarsi al pubblico. Le conosciamo praticamente tutte, ci sono gli enti filantropici che noi conosciamo più che altro per un'idea diciamo di romantica di cosa può essere l'ente filantropico. In questo caso invece è stato definito abbastanza bene in un ente che raccoglie e dona denaro. Ovviamente di tutti questi aspetti solo alcuni sono normati, altri invece hanno bisogno forse di qualche intervento normativo. Ma adesso entriamo un po' nella nostra ottica, quindi parliamo di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Un altro punto importante da capire è che le leggi che istituivano le APS e le ODV sono abrogate col codice del terzo settore, per cui tutte le norme che regolano queste due tipologie di associazioni devono essere rinvenute solo e esclusivamente nel codice del terzo settore. Nel dettaglio, l'articolo 32 definisce cos'è un'organizzazione di volontariato. Non è una definizione difforme da quello che conoscevamo prima. Infatti il codice non ha ritenuto di riorganizzare, rivedere o rimodulare
la tipologia di associazione. Quindi l'ODV sarà sempre un ente del terzo settore, costituito in forma di associazioni, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di uno o di più attività di interesse generale, svolta principalmente col lavoro dei propri associati, dei propri volontari. Questo, ricordatevi bene questo ultimo passaggio perché poi ci ritorneremo. Quali sono ovviamente le caratteristiche di un ODV? Devono essere costituite da un numero non inferiore a 7 persone. Questa è una delle novità più importanti. Perché? Perché per essere ente del terzo settore l'associazione deve avere a libro soci almeno 7 persone. Ciò non significa che al momento della costituzione i soci non possano essere meno di 7. L'importante è che nel momento in cui l'associazione o vuole iscriversi nell'ente del terzo settore, oppure quando il dottor Zullo si presenterà a voi per chiedere ovviamente i documenti per fare le verifiche che giustamente la Regione deve fare, devono essere presenti a libro soci e soprattutto attivi nell'associazione almeno 7 soci, ovvero 3 organizzazioni di volontariato. Questo un aspetto che il decreto correttivo ha aggiunto, ha previsto la possibilità di un anno, nel caso in cui le associazioni di volontariato scendessero sotto il limite dei 7 soci, c'è la possibilità di un anno per reintegrare la base associativa, dopodiché o l'associazione viene cancellata dal registro, ovvero può richiedere l'iscrizione in un'altra sezione del registro. Quindi questo. Poi l'attività, e questa la conosciamo molto bene, quindi svolgere prevalentemente a favore di terzi. Questo è fondamentale, questa è specifica indicazione normativa del codice del terzo settore. E adesso andiamo a un altro aspetto abbastanza importante, i lavoratori. Il numero dei lavoratori si intende lavoratori subordinati ma anche lavoratori autonomi, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Vorrei porre la vostra attenzione soprattutto sul lavoro autonomo. Il lavoro autonomo non significa commercialisti e consulenti del lavoro, non voglio spezzare una lancia a favore della categoria, però il lavoro autonomo si intende tutti i professionisti che lavorano per l'associazione per attività afferenti all'associazione. Quindi anche quei professionisti che possono essere psicologi, medici, quello che volete, ma che svolgono attività per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione non possono superare il 50% del numero dei volontari, e questa è una cosa molto importante, bisogna porre particolare attenzione. Adesso parliamo un attimo dell'ordinamento delle organizzazioni di volontariato, perché anche qua c'è qualche piccola novità. Allora, tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate oppure persone indicate dagli enti associati. In questo caso la prima stesura della norma prevedeva solamente che gli enti che potessero indicare gli amministratori fossero le organizzazioni di volontariato iscritte all'ODV. Il correttivo ha invece aumentato questa platea in quanto ha consentito ad altri enti del terzo settore di iscriversi all'associazione di volontariato, quindi è possibile iscrivere altri enti del terzo settore, e anche questi enti del terzo settore possono indicare le persone che possono essere inserite nel consiglio direttivo. Indicare significa candidare, perché poi tutta la votazione deve essere fatta dall'assemblea dell'ODV. Altro punto importante, fondamentale, tutte le cariche devono essere gratuite, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 30 al comma 5. L'articolo 30 prevede l'organismo di controllo. Questo organismo non è
quello che voi potevate conoscere come il collegio dei probiviri, non è nemmeno il collegio dei revisori dei conti. L'organo di controllo è, per chi è avvezzo a imprese commerciali, è il collegio sindacale. Questo organo deve verificare e controllare tutta l'attività dell'associazione, soprattutto deve porre molta attenzione a tutte le caratteristiche che qualificano quell'associazione per la sua iscrizione nell'ente del terzo settore. Quindi, più di guardare i conti, più di guardare altri aspetti, devono verificare che i 7 soci siano sempre presenti al libro soci, ovvero chiedere al consiglio direttivo il reintegro, devono verificare che tutte le attività svolte dall'associazione rientrino nei punti innanzitutto dell'articolo 5, ma soprattutto dello statuto. Quindi questo è un organo di controllo molto molto particolare. Non è obbligatorio, è obbligatorio qualora ricorrono i presupposti numerici di bilancio dell'associazione, però è diverso da quello che prima si poteva conoscere. Adesso passiamo invece all'associazione di promozione sociale. Anche in questo caso la legge 383 è stata totalmente abrogata, per cui 2 norme soltanto identificano l'associazione di promozione sociale nel codice del terzo settore. Quali sono le caratteristiche? Anche in questo caso servono 7 soci o 3 associazioni di promozione sociale. Anche per l'associazione di promozione sociale è possibile l'iscrizione di altri enti del terzo settore. Devono svolgere ovviamente la loro attività con i propri associati e anche con i volontari, ma qua attenzione, devono svolgere l'attività in favore dei propri associati e di loro familiari o di terzi o di cui. L'attività deve essere svolta prevalentemente nei confronti dei propri soci o dei loro familiari. Questo, che può essere non compreso, letto in questo modo, verrà compreso meglio quando lo leggerete congiuntamente all'articolo 79, e precisamente al comma 6, che prevede una deroga speciale fiscale per le attività che vengono svolte a favore dei propri associati e dei loro familiari. Quindi attenzione su questo, perché questa tipologia di descrizione prevede una norma di deroga fiscale molto importante, deroga che poi la Commissione europea non ci ha ancora approvato, quindi stiamo parlando adesso di buone idee e buone cose, ma poi vedremo. Anche in questo caso i lavoratori non possono essere superiori al 50% del numero dei volontari, ma specificamente per l'associazione di promozione sociale c'è un ovvero, possono anche essere non oltre il 5% del numero degli associati, quindi deve ricorrere uno dei 2 casi. Un punto che vi volevo sottoporre, è una cosa un po' curiosa, riguarda l'articolo 35,2 che pone una specifica esclusione per alcune tipologie di enti e parla dei circoli privati, quindi dice che non possono essere associazioni di promozione sociale e ricordatevelo leggendo sulla base di quello che vi ho detto prima, non possono avere quella deroga fiscale che vi ho detto prima. Le associazioni che pongono limiti alle condizioni economiche, discriminazione di qualsiasi natura o prevedono il trasferimento della quota associativa. Ora, qui c'è anche una cosa abbastanza curiosa, anche perché, a mio parere, un ente che ha queste caratteristiche non può far parte del terzo settore e quindi c'è da chiedersi perché il legislatore abbia voluto specificamente prevedere una casistica che, ripeto, sempre a mio parere, non può far parte degli enti del terzo settore, perché come vi ha parlato prima la dottoressa Guatelli, ci sono caratteristiche molto specifiche, tra cui la non trasmissibilità della quota, la non distribuzione degli utili, per cui il fatto di avere declinato e definito così precisamente questo articolo lascia un po' perplessi. Ma adesso andiamo all'inizio. Parliamo di volontario.
Il volontario è novellato nell'articolo 17, quindi uno dei primi articoli. Il volontario, come leggete qua, questa è la definizione prevista proprio dall'articolo 17, è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore. Ricordatevi bene questa frase, ci torneremo sopra. Mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Questo articolo ci porta a ragionare su alcuni aspetti abbastanza importanti. Il primo, quando abbiamo letto anche per il tramite di un ente del terzo settore, quindi la domanda qual è? Si può essere volontari anche non essendo iscritti a un ente del terzo settore? Secondo il codice sì. Quindi chiunque può essere un volontario. Come poi questo possa essere declinato nella vita comune, il codice purtroppo non ce lo dice, perché ci sono alcuni aspetti che vedremo nelle successive slide che tendono ad escludere questa tipologia di opportunità. Però se voi voleste presentare presso un ente pubblico dicendo io sono volontario ai sensi articolo 17 del codice unico del terzo settore, l'ente pubblico potrebbe dovervi accettare come volontario, con enormi problemi ovviamente di gestione della tipologia di volontario e di tutti gli altri aspetti che vedremo in seguito. Quindi un altro aspetto che dobbiamo capire dei volontari è che tutti gli enti del terzo settore possono avvalersi dei volontari, non solo le organizzazioni di volontariato, anche le imprese sociali potranno avvalersi dei volontari con limiti ben specifici, ma lo potranno fare. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'ente di terzo settore di riferimento, e qui vi richiamo alla memoria quanto ho detto prima. È un po' difficile che un volontario possa lavorare al di fuori dell'ente di riferimento perché non è iscritto in nessun registro, e quindi già anche qui abbiamo una discrasia tra quello che prevede la norma, l'idealità della norma, e quello che invece prevede poi la pratica, sempre inserita nel codice del terzo settore. L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario, cosa molto 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 importante. In nessun caso il volontario può avere una retribuzione di qualsiasi tipo, non può ricevere nemmeno una donazione. La donazione la può ricevere l'ente del terzo settore di riferimento. Questo è abbastanza importante perché sempre fiscalmente, che il nostro uomo nero è il fisco italiano, in questo caso, fiscalmente saranno colpite molto duramente queste particolarità. Un altro aspetto molto importante: non si considera in alcun modo volontario l'associato che coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Quello è considerato un socio che opera gratuitamente per l'associazione, ma non può essere considerato assolutamente volontario. Questo, un altro punto molto importante, è stato inserito nel correttivo. Tutti i lavori subordinati che svolgono attività di volontariato hanno l'opportunità di usufruire delle forme di flessibilità. Questa è una norma molto interessante, inserita sempre nel correttivo del 3 agosto 2018, ma che pone molti problemi per le associazioni. Ricordatevi che qualora voi firmaste un mandato di missione per garantire al dipendente la flessibilità del suo orario di lavoro, siete civilmente e penalmente responsabili di quello che fate. Questo è molto 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 importante, perché poi sia il datore di lavoro sia l'INPS possono andare a richiedere all'associazione conto delle flessibilità, delle turnazioni e di tutto il resto. Quindi è
è un'agevolazione molto importante per chi vuol fare il volontario, ma dall'altra parte occorre una concezione da parte dell'associazione di essere ben conscia che quando si firma una cosa del genere bisogna stare molto 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 attenti. E qua andiamo in uno dei punti un pochino più delicati, i rimborsi spese. Al volontario possono essere rimborsate tutte le spese sostenute per le attività e devono essere spese documentate, quindi rimborsi spese a fronte di un documento, un biglietto del treno, un biglietto aereo, qualsiasi documentato. Non possono essere in alcun modo dati rimborsi di tipo forfettario, perché possono essere anche definiti come un finto stipendio. Però abbiamo questa piccola possibilità di dare un rimborso forfettario in deroga per importi che non superano 10 euro giornalieri e per un totale di 150 euro mensili. Come potete vedere nessuno si arricchisce con un rimborso spese del genere, però se voi mandate il volontario a fare un servizio, ovviamente 10 euro possono essere giusto un caffè, un panino, e 150 euro mensili molto pochi, però è importante questo aspetto. Uno degli aspetti ancora più importanti dei volontari riguarda l'assicurazione, perché tutti gli enti del terzo settore che occupano volontari devono assicurarli contro gli infortuni e contro le malattie. Adesso vedete bene che, ritornando all'articolo 17 che prevede che il volontario possa svolgere la propria attività anche senza il tramite di un ente del terzo settore, questo stride un po'. Gli punti che stridono sono l'iscrizione in un apposito registro dei volontari e l'assicurazione. Vi ricordo che il vostro associato può avere la doppia qualifica di socio e di volontario. Non significa che uno, quando si associa all'associazione, diventi volontario. Deve esprimere, per iscritto sarebbe meglio, la volontà di diventare associato, e allora dovete iscriverlo nel registro dei volontari. Un volontario può anche dirvi che non ha più intenzione e tempo di fare il volontario, ma ciò non toglie che possa rimanere associato dell'associazione. Questo è molto importante da capire, soprattutto perché occorrono tenere due libri, uno dei soci delle associazioni e uno dei volontari, e bisogna movimentarli entrambi. Grazie a tutti, ho finito la mia relazione e buone vacanze. Se avete domande il dottor Zullo qua vi risponde. Stavo dando 5 minuti, ma invece 5 minuti me li ha fatti guadagnare. Proprio perché me l'ha fatti guadagnare, manteniamo quello che ci eravamo detti. Dopo queste prime due relazioni c'è qualche domanda da fare, vengo volentieri fra di voi. E se c'è qualche elemento da approfondire. Se viene un attimo qua, se si presenta. Io sono Emilio Bolla, sono presidente della Proloco di Gore Olle della città di Finale Ligure. C'è una domanda su una cosa che mi giunge nuova. Noi come Proloco abbiamo 505 soci quest'anno, quindi abbiamo il numero, abbiamo il registro dei soci, però il registro dei volontari è la prima cosa che lo sento nominare. Voglio chiedere, siamo obbligati a tenerlo e come si tiene? Allora, il volontario è una novità per tutte le associazioni, ad eccezione degli organismi di volontariato, perché prima del codice del terzo settore solo gli organismi di volontariato potevano avere dei volontari. Adesso questa facoltà è stata data a tutti gli enti, per cui lei non poteva averlo il registro dei volontari perché non aveva volontari. Semplicemente è un registro cartaceo dove segna il nome, i dati identificativi della persona, la data in cui diventa volontario e le attività di cui si vuole occupare. Ovviamente lo deve movimentare sulla base dell'effettiva attività del volontario, quindi se il volontario non è più tale lei deve cancellarlo. Questo è importante perché ai fini dell'assicurazione
devono essere assicurati tutti gli iscritti attivi che sono presenti nel registro del volontariato. Alcune regioni, e però adesso dobbiamo vedere cosa prevedrà il registro, chiedono la vidimazione iniziale del registro dei volontari. E questo perché ha implicazioni ovviamente a carattere INPS e a carattere INAIL, quindi malattia e infortuni, perché il volontario è la persona che effettivamente opera nell'associazione e che quindi può andare incontro sia a malattie professionali che a infortuni professionali. Su materia che non è la mia, quindi mi scuso per questo. Se non ricordo male, nell'ambito delle organizzazioni di volontariato, diciamo, legge ancora vigente, non essendo ancora stato istituito il registro unico. Anni fa era stato emanato un decreto, mi pare ministeriale, delle attività produttive o comunque dell'industria del commercio, che prevedeva l'iscrizione obbligatoria di quei soggetti che operavano per l'organizzazione di volontariato ai fini dell'assicurazione. E vi era un registro degli aderenti, tanto è vero che queste polizze assicurative normalmente sono polizze cumulative. C'era proprio la modalità di inserimento nel registro e di scarico, diciamo, della persona per poi pervenire alla determinazione del premio annuale. Poi, per quanto riguarda ancora la figura del volontariato, mi permetto solo di integrare dicendo che nell'ambito delle cooperative sociali il volontario è un soggetto che è stato istituito ab origine dalla legge 381, prevedendo un limite numerico, nel senso che in queste cooperative sociali, quindi che svolgono o prestazioni tipo A, quelle diciamo sono i servizi socio-assistenziali o socio-educativi, o qualsiasi tipo di attività, purché sia lecita e legittima rispetto al nostro ordinamento giuridico, ma che preveda un'aliquota di inserimento obbligatoria di persone considerate svantaggiate e che devono avere un svantaggio riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche di riferimento, prevede la possibilità che questo tipo di attività svolte da queste cooperative sociali possano essere portate avanti con l'aiuto di soggetti volontari. Il numero dei volontari non può mai superare il 50% e si prevede o l'istituzione di 2 libri soci, uno dei soci ordinari e uno dei soci volontari, oppure normalmente nell'ambito dello stesso libro dei soci viene diviso sostanzialmente in 2 parti, la prima parte dei soci ordinari e l'altra parte dei soci volontari, dove vengono annotate le ammissioni e poi le dismissioni dalla carica. L'ultimissima cosa, senza prendere tempo, è che anche nell'ambito delle cooperative sociali, legge 381 vigente, si prevedono i rimborsi spese, purché siano regolarmente documentati, ma in più si prevede sempre che la tipologia della spesa che possa essere sostenuta venga previamente determinata nei limiti quantitativi e qualitativi da una delibera dell'organo amministrativo che dice... Dottor Dall'Oglio, guardi che le tolgo un minutaggio dopo, però. Venga che c'è un'altra domanda. Venga un pochino qua così siamo in favore di telecamera. Allora, Proloco di Montoggio, una informazione. Per quanto riguarda il discorso dei volontari, principalmente, da quello che ho capito, a parte che questa normativa dovrebbe ancora entrare in vigore o è già in vigore attualmente, e questa è la prima domanda. E successivamente, cioè chiunque partecipa operativamente e praticamente a una qualsiasi delle nostre iniziative devono essere inseriti in questo registro. Se non ho capito male, sarebbe addirittura consigliato una specie di piccola forma scritta in cui si partecipa. E ultima cosa e poi basta, come ci comportiamo con le persone minorenni che partecipano molte volte, soprattutto per aiutarci in determinate condizioni, a servire, tanto per capire, chi fa queste cose lo capirà, a servire nelle varie sagre in cui forniamo ristorazione. Grazie. Chi risponde?
Allora, la norma, sul fatto dell'entrata in vigore della normativa, ognuno ha una propria idea, ci sono dubbi diversi, perché secondo me, leggendo bene la normativa, già adesso c'è la possibilità per soprattutto le APS, attenzione, cioè qui si parla di enti del terzo settore. Dobbiamo dividere tra coloro che sono già iscritti in pubblici registri, e quindi le ODV e le APS hanno pubblici registri, e quelli che ovviamente non lo sono ancora. È chiaro che un'associazione culturale non iscritta in ODV o APS non può usufruire di questa normativa. Diciamo che chi è già iscritto invece in pubblici registri può già utilizzare la forma dei volontari, anche se non è un'organizzazione di volontariato, quindi l'associazione di promozione sociale in questo caso. Per quanto riguarda la sua domanda specifica, non tutti sono volontari. Il volontario non è la persona che saltuariamente aiuta l'associazione. Il volontario è la persona che continuativamente, ovviamente usiamo la parola continuativamente declinata col tempo che il volontario ci dà a disposizione, la persona che continuativamente dà una mano all'associazione. E questo perché? Perché deve essere assicurato, per cui l'assicurazione costa anche, e l'assicurazione si fa una volta all'anno. Non è possibile attivare e riattivare assicurazioni, bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista, perché ovviamente le assicurazioni vanno a scaglione di volontari e quindi questo è importante. Per quanto riguarda i soci minorenni, la normativa è sempre quella ovviamente dell'autorizzazione dei genitori, dipende l'età. Se si parla sotto i 16 anni occorre l'autorizzazione dei genitori. Teoricamente il ragazzo non potrebbe nemmeno iscriversi all'associazione se non previo l'autorizzazione dei genitori. Sopra i 16 anni ovviamente ci sono delle deroghe maggiori, per cui già il minore può iscriversi all'associazione e può far parte dei volontari, ma così anche come il dodicenne. L'unica cosa che serve la forma scritta da parte dei genitori per la manleva e l'autorizzazione. Il fatto di avere la forma scritta invece perché uno voglia iscriversi nel registro dei volontari non è una forma prevista dal codice, è un consiglio che vi do, perché giuridicamente tutto quello che è scritto ha valore legale, tutto quello che è orale ha valore legale previa ovviamente prova, e si fa solo con testimoni, quindi è molto difficile. Allora, dottor Brusacà, che però in questo momento lei non si chiama Brusacà, ma si chiama Chiapussi, quindi ridiamo ognuno la propria identità. Lei è diventato Guatelli, diciamo che abbiamo un po' di caos, visto che siamo in diretta non posso usare. Allora, il titolo è, la ripresento nel dettaglio, dottor Alberto Brusacà, dottor commercialista e membro commissione di studio sul terzo settore dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova. Comincio ad avere una curiosità: quanti siete come membri di commissione di questo studio sul terzo settore? 21, quindi ci avete tanto da studiare, evidentemente, se siete in 21. Allora, il titolo è la disciplina contabile del terzo settore e i nuovi obblighi di rendicontazione e controllo. Vista così fa paura. Io sono uno di quegli imprenditori che già ha la fatturazione elettronica fra 10 giorni, qui bisogna terrorizzarsi ulteriormente oppure ci tranquillizza? Buongiorno a tutti, no, cercherò di tranquillizzarvi e, come dire, nel pensare un po' a questa breve relazione ho cercato ovviamente di appunto dare un taglio che cerchi di essere il più semplice e comprensibile possibile. Intanto ringrazio Walter che mi ha appunto invitato, anche perché, come dire, conoscevo la realtà delle Proloco, però non ho mai avuto appunto occasione di direttamente, insomma, addirittura all'organizzazione nazionale, quindi, come dire, una bella opportunità per me, e anche perché, come dire, questa riforma ci dà, insomma, tanto da riflettere, da ragionare, e insomma ogni opportunità per studiarla ancora è sempre benvenuta. Allora, la questione della contabilità, semplifichiamola, diciamo così,
parto un po' subito veloce, anche per distogliere la mente da quanto sicuramente avete tutti in testa, cioè la fatturazione elettronica. Ormai, come dire, anche in attesa dell'inizio della mattinata sentivo brusì e l'unica parola che veniva fuori da voi era sta benedetta fattura elettronica. Insomma, per un momento non pensiamoci, fate finta che sia stata prorogata per altri 20 anni e torniamo invece un po' alle nostre scrivanie di tutti i giorni, delle nostre associazioni, eccetera. Allora, il decreto 117, che è appunto un po' il nostro riferimento e anche quindi il vostro, parla di contabilità, rendicontazioni, bilancio e un po' appunto di questa materia in relativamente pochi articoli che vi ho solo, diciamo, trascritto per darvi un po' l'idea. E giusto per mantenere la promessa vado un po' subito al sodo, dandovi l'evidenza di quello che è un numero di riferimento che spero vi tranquillizzi, nel senso che dal punto di vista delle scritture contabili e del conseguente poi adempimento di redazione di un bilancio o di un rendiconto, insomma, memorizzatevi questo numero, cioè 220.000 euro di entrate delle vostre organizzazioni. Questa soglia probabilmente per molti di voi è una soglia sognata o non so, fatemi un cenno tanto per capire insomma a che livello siamo. Questa soglia è un po' uno spartiacque, nel senso che le organizzazioni che hanno entrate di qualunque natura, quindi come dire, prendete proprio, fate 100 il vostro incasso di denaro nei vostri 12 mesi di esercizio sociale, insomma chi è sotto questa soglia ha una buona, come dire, dal mio punto di vista insomma ha una buona notizia, nel senso che effettivamente gli adempimenti conseguenti sono adempimenti che credo siano simili a quelli che già state facendo, perché l'associazione, la Proloco, con un giro d'affari, diciamo così, al di sotto di questa soglia potrà approvare un rendiconto per cassa, è proprio così riportata la normativa dall'articolo 13 e questa cosa vi semplifica anche la vita, perché dal punto di vista della consulenza necessaria che molti di voi sentite di dover ricevere da qualcheduno, effettivamente si allontana un po'. All'inizio, cioè ormai diciamo così un anno fa, l'avvocato Martinelli, che insomma non so se quanti di voi lo abbiano mai sentito, ma insomma un consulente quotato a livello nazionale, aveva detto che questa riforma è una riforma pro commercialisti, perché insomma con tutti sti bilanci, ste robe da depositare, sarà, come dire, una ventata di clienti nuovi. Ora io spero di no per voi, nel senso che effettivamente chi riesce a autogestire la propria realtà sicuramente fa un risparmio delle risorse che sono sempre più scarse. Vedremo tra un istante, però un adempimento ci sarà e sarà il deposito, è già stato anticipato insomma precedentemente. C'è questa novità che è appunto il deposito, sia che si parli di un bilancio sia che si parli di un rendiconto per cassa, del deposito presso questo registro unico, questo RUNZ, con questo acronimo che fa un po' tanto ridere. Bisognerà capire però anche qui che cosa dovremo fare e come dovremo farlo. A contrario, per chi invece ha un giro d'affari, un totale delle entrate superiore ai 220.000 euro, invece la normativa descrive un vero e proprio bilancio composto, come vedete, da uno stato patrimoniale, da un rendiconto gestionale e da una relazione di immissione, sulla quale poi ovviamente non mi dilungo perché sarà oggetto di trattazione tra poco. Entrambe gli adempimenti, come vedete nel nota bene in fondo, sono in attesa di chiarimenti, nel senso che soprattutto il bilancio, aspettiamo poi un decreto insomma del Ministero che ci dirà che cosa dovremmo e come dovremmo insomma tradurre questi numeri delle nostre organizzazioni.
questo ragionamento è chiaro che poi a seconda di come le vostre proloquio sono organizzate, è chiaro, è mediato dall'organizzazione interna, perché per chi di voi già si avvale di un consulente esterno è chiaro che magari il consulente già da anni vi fa una contabilità ordinaria e quindi siete già, come dire, sistemati, ecco, insomma. Però, come dire, come si diceva in apertura di mattinata, cogliamo l'occasione di questa riforma che comunque vada, insomma, è una roba che dovremo affrontare, che stiamo affrontando, ma dovremo poi, come dire, vedere come si svilupperà nei mesi a venire. Insomma, viviamola come una grande opportunità, un'opportunità che banalmente potrebbe darci una maggiore efficienza delle nostre organizzazioni, perché spesso io incontro associazioni di mestiere, faccio il commercialista ma molto sbilanciato sul terzo settore, vedo ancora organizzazioni molto casalinghe, che voglio dire va bene, però avere cogliere questa opportunità per portare a casa un po' più di efficienza effettivamente non fa male. Vi faccio una battuta che io mi sono riproposto come missione di fare in tutte queste occasioni come questa di stamattina, come dire, cercando di sfatare un mito che ci portiamo dietro. Spero che nessuno di voi sia ancora convinto del fatto che il significato di ente no profit sia quello di portare al commercialista un rendiconto che chiude a zero. Io ne incontro ancora, non dico tante, ma insomma abbastanza, di associazioni che mi dicono sì, ma noi chiudiamo a zero tutti gli anni. E io mi complimento con loro, perché come fate a fare questo magheggio di fare, come dire, pareggiare ricavi, entrate e uscite? Insomma, è una roba inspiegabile. È spiegabile dal fatto che purtroppo ancora c'è questo sentito dire, questo ma per 30 anni abbiamo fatto così. Ecco, cogliamo allora l'occasione una volta per tutte di, come dire, di fare anche uno sforzo. Di sicuro è uno sforzo, un po' perché è una cosa nuova e un po' perché dobbiamo davvero fare un passo avanti. Io credo che di sicuro su questo l'Umpli, voglio dire, vi potrà ovviamente assistere. Ora, quindi perdonatemi la battuta, ma insomma io ne ho ancora incontrate recentemente di associazioni con questa convinzione strana. Allora, tanto vi dicevo poco fa delle associazioni che hanno entrate superiori a 220.000 euro, vi ho trascritto, ma senza che dobbiate per forza copiare, ma l'articolo 87, il quale ci dice come devono essere le nostre scritture contabili, cronologiche, sistematiche, compiutezza, cioè tutti aggettivi, vedete, rappresentare adeguatamente e distintamente nel bilancio le attività indicate, eccetera. Quindi un vero e proprio bilancio, un impianto anche contabile, come dire, di tutto rispetto. Ma per fortuna, ve l'ho ricordato e ve lo riporto lì un po' in grassetto, ecco, per coloro che hanno invece un volume di incassi sotto ai 220.000 euro, come dire, tiriamo un po' il fiato e possiamo continuare, come dire, a ragionare in maniera un po' più semplificata. Non che il fatto di semplificarci la vita sia sempre foriero poi di buone prassi, perché poi anche qui la mia pratica quotidiana mi dice che quando io al volontario dico va bene, la fattura no, per la cassa d'acqua che hai portato per la festa sociale, a parte perché da domani c'è la fatturazione elettronica, ma dando un piccolo permesso di questo tipo, poi arrivano sacchettate di scontrini o di pezze, insomma, mal gestite, che creano poi un problema. Quindi anche qui portiamo, ecco lo scontrino, portiamo, come dire, sempre, facciamo sempre attenzione a quello che è poi l'esito finale, cioè il legislatore nel scrivere la riforma ha anche voluto girare un po', dare un giro di vite sulla questione della, come dire, della trasparenza e della, quindi, rendicontazione delle nostre associazioni.
sempre l'articolo 87, e introduco l'aspetto delle attività commerciali, riporta, è già stato detto, insomma, un obbligo che in realtà abbiamo già conosciamo, della necessità di tenere separate, no, le contabilità della parte commerciale dalla parte cosiddetta istituzionale, dalla parte non commerciale. Anche qui chi ha un consulente esterno, voglio dire, sono direi banalità, quindi voglio dire, se ci fossero colleghi in sala di sicuro farebbero spallucce, però insomma per chi invece deve ragionare su una riorganizzazione interna, come dire, tenete quantomeno a mente questi piccoli accenni che facciamo questa mattina. Accenno brevemente a un oggetto di discussione della collega tra poco. Addirittura viene introdotto ufficialmente nella riforma il bilancio sociale, ma stiamo parlando di organizzazioni con volumi direi piuttosto elevati, perché parliamo di 1 milione di euro, però è invece piuttosto interessante, e 100.000 euro sono una quota di entrate insomma abbastanza alla portata di un buon numero di associazioni. Un obbligo di trasparenza, anche qui come vi dicevo poc'anzi, cioè il legislatore ha di sicuro cercato di irrigidire un pochettino e di stringere le maglie, quindi chi di voi ha incassato più di 100.000 euro, prendiamo a riferimento l'anno 2018 che sta finendo, dovrà pubblicare sul sito internet proprio, se uno non ha sito internet, sul sito internet della rete di appartenenza, quindi per esempio dell'Umpli nazionale, insomma tutti i pagamenti dal punto di vista di ogni tipo, di associati, dirigenti, collaboratori, eccetera. Capite bene che l'obiettivo è quello appunto di illuminare insomma le nostre stanze e le nostre organizzazioni. Vi ho accennato alla questione dell'aspetto delle attività commerciali. La riforma ha effettivamente anche su questo fatto un po' uno scatto rispetto alle normative precedenti, nel senso che è esplicitamente prevista l'esistenza di un ente del terzo settore di natura commerciale, andando, come dire, a levare un po' l'imbarazzo di quelle associazioni che un po' sottovoce, un po' in punta di piedi, si aprivano alla partita IVA e gestivano delle attività commerciali. In realtà problemi non ce n'erano nemmeno prima per coloro che la facevano insomma in maniera corretta, però addirittura la riforma proprio parla esplicitamente di enti del terzo settore commerciali, quindi come dire al di là dell'impresa sociale, voglio dire, ma anche questo ci dà come dire misura di una rilevante novità. Venendo un po' più nel piccolo, un po' più vicino a noi, la riforma ha identificato regimi fiscali privilegiati. In particolare vi ho riportato qui la questione del regime forfettario per APS e ODV. È un regime che assomiglia molto alla legge 398, di cui molto probabilmente qualcuno di voi beneficia già oggi. Sapete che la 398 nel terzo settore è finita, però c'è questo articolo 86 che scimmiotta, per alcuni è meglio, per alcuni è peggio. Vi cito solo la questione dell'IVA, insomma, ma adesso non possiamo andare troppo nel dettaglio. Vi dico solo che, perché vi cito questo aspetto, perché c'è un'ulteriore soglia, che sono questi 130.000 euro, che è il volume commerciale al di sotto del quale potete beneficiare di questo regime, e se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della 398 si ricorderà che il plafond è 400.000 euro, quindi anche qui, come dire, un certo scossone lo avete. Problemi probabilmente, nel senso che chi dovesse avere volumi maggiori, c'è un ulteriore regime fiscale che ulteriormente richiama un regime fiscale poco utilizzato, che era quello dell'articolo 145, vado a memoria, ma comunque insomma nell'impostazione della vostra organizzazione contabile e fiscale tenetevi un po' a memoria questi due numeri, appunto i 220.000 euro che hanno diretto riferimento all'adempimento contabile proprio,
Invece dal punto di vista fiscale memorizzatevi questo limite dei 130.000 euro. Qui ho, come dire, preso a prestito da un collega uno schema, non è di immediata lettura, però in alto avete gli enti del terzo settore appunto non commerciali e vedete che lo spartiacque sono i 220.000 euro di cui vi ho già detto, e a destra vedete l'effetto, quindi una contabilità per cassa o una contabilità ordinaria. Nella parte sotto ODV e APS invece c'è un doppio scalino, perché appunto rimane lo spartiacque dei 220.000, ma ulteriormente un po' complicato dalla soglia dei 130.000 euro. Ora vi può sembrare, detta così e in 2 minuti, complicata, ma in realtà poi così non è. Vi accennavo prima di questo adempimento, che è un po' una novità, anche perché è un adempimento che ad oggi, come dire, non ha eccezioni per nessuno, quindi chiunque dovrà depositare, e peraltro con una data nuova, cioè entro il 30 giugno di ogni anno dovrà depositare presso il registro unico il proprio bilancio, addirittura bilancio sociale, o anche il rendiconto di cassa. Questa è una cosa che effettivamente sarà una novità quando entrerà in vigore, e più che altro poi bisognerà capire anche come, perché se io penso al deposito dei bilanci delle società, come dire, più o meno la strada l'abbiamo imparata, ora speriamo che, come dire, non si debba imparare un ulteriore adempimento, insomma, comunque tanto siamo qui e aspettiamo ciò che accadrà. È chiaro che ora qui nella slide c'è un approfondimento legato anche alle imprese sociali, nel senso che ora però qui non m'addentro, ma insomma è chiaro che per chi fa impresa sociale e quindi si dà per scontato che ci sia quindi un'iscrizione al registro imprese, il deposito invece sarà un deposito di bilancio ordinario, chiamiamolo così, mentre invece per tutti i nostri enti del terzo settore non iscritti al registro invece si dovrà fare questo deposito appunto nel registro. Lo dice proprio l'articolo 48, che è in realtà un articolo che parla del registro, dà questa scadenza del 30 giugno di ogni anno. È già stato detto precedentemente, ma lo ripetiamo perché è un aspetto di sicuro nella vostra prassi quotidiana interessante. Oltre al deposito dei nostri bilanci, rendiconti eccetera, c'è anche il discorso legato alla rendicontazione delle raccolte fondi. Ecco, su questo non abbiamo ancora detto sostanzialmente nulla stamattina, ma anche su questo la riforma ha fatto una novità importante, perché come dire, vi basti sapere che la raccolta fondi, che per molti di voi è, come dire, elemento fondamentale di sopravvivenza o comunque di sostenibilità, potrà diventare un qualche cosa di strutturato, un qualche cosa di permanente. Quindi se voi ricordate i famosi 2 eventi decommercializzati eccetera, insomma la riforma invece parla proprio di una raccolta fondi strutturata, che quindi perde la natura di straordinarietà. Ecco, insomma, queste raccolte fondi però vanno comunque sempre rendicontate. Chiaramente il rendiconto annuale, il bilancio annuale è uno, è unico, ma in più, come sempre peraltro, insomma, avrete da provare, da costruire questi rendiconti di queste raccolte fondi. Chiudendo la parte della contabilità, seppur, come dire, in maniera proprio molto veloce e sommaria, vi accenno un qualcosa che è già stato comunque anche come dire, brevemente introdotto precedentemente, quindi la parte di organi di controllo. Più che altro voglio farvi una riflessione sulla parte dell'organo di controllo. Intanto guardate i paletti, e cioè è obbligatorio l'organo di controllo solo per quelle organizzazioni che superano per 2 anni consecutivi 2 di questi 3 limiti, e cioè
attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro, ricavi maggiori di 220.000 euro e dipendenti occupati 5 unità. Allora, parliamo quindi di realtà grosse, insomma comunque medio grosse. Tra l'altro il fatto stesso che la norma identifichi come parametro anche l'attivo dello stato patrimoniale ancora ci deve far riflettere sulla opportunità di ragionare sull'impianto contabile delle nostre associazioni, perché uno dice sono piccolo ma chi se ne frega, insomma c'ho 3 robe, va bene. Ma se uno guarda lontano e vuole, come dire, sfruttare appieno la riforma, questo è uno dei tanti richiami a paletti incardinati su elementi patrimoniali. Allora io con una rendicontazione di cassa, come dire, l'elemento patrimoniale me lo perdo completamente. Quindi insomma è un ragionamento questo che vi rinnovo sull'attenzione dell'impianto contabile generale della vostra associazione. Quindi allora solo per chi ha queste caratteristiche, obbligatorietà dell'organo di controllo e, come diceva prima Walter, l'organo di controllo ha un mansionario, diciamo così, piuttosto delicato, perché non è appunto solo quello che conosciamo noi come organo di controllo, ma è qualcosa di più, cioè è un organo che deve vigilare sull'ottemperanza del nostro ente del terzo settore a tutte quelle norme anche di governance che la riforma ha identificato. Allora io a contrario vi dico, visto che molti di voi non avranno l'organo di controllo, immagino, a contrario vi dico attenzione, perché se non lo fanno loro lo farà, immagino bene, il consiglio direttivo, quindi il controllo dei 7 soci, il controllo della piena attuazione delle nostre attività sociali che in statuto abbiamo identificato con quelle ex articolo 5 della riforma. Come dire, il nostro consiglio direttivo di fatto, no, dovrà anche avere molta attenzione su queste cose. Chiudo con un qualche cosa che si allontana ulteriormente, perché invece l'obbligo di revisione legale dei conti scatta per organismi, direi, decisamente ciclopici, perché parliamo di stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale di 1.100.000 euro, ricavi oltre a 2.200.000 euro e più di 12 dipendenti. Ovviamente sempre l'analisi va fatta per 2 anni consecutivi di attività e 2 di questi 3 parametri superati. Qui addirittura si parla proprio di una vera revisione legale, tant'è che i membri di questo organismo sono soggetti iscritti al relativo albo, eccetera eccetera, ma su questo direi, come dire, che l'interesse per la platea di questa mattina possa essere abbastanza ridotto. Io credo di aver concluso anche abbastanza nei tempi. Vi ringrazio e sono poi a disposizione per domande. Grazie. Allora, la prossima è della dottoressa Giovanna Copello, dottoressa commercialista e anche membro di commissione di studio sul terzo settore dell'Ordine dei dottori commercialisti esperti contabili di Genova. Il titolo della sua relazione è Le reti associative, la relazione di missione e il bilancio sociale. Come in tutte le occasioni mi tolgo una mia curiosità personale che va al di là delle vostre relazioni. Scusate, faccio un passo indietro e poi una domanda avrei da farvela io invece, torno un secondo indietro, che in qualche modo si collega con la domanda sui minori. Per chi fa invece il mio mestiere di comunicazione, di giornalista, i minori, vabbè, diciamo che in qualche modo ci siamo arrivati, però su delle interpretazioni legate alla privacy ci sono sempre più delle realtà che hanno un'interpretazione piuttosto stringente anche sulle riprese che si fanno, cioè addirittura persino questa ripresa che state facendo ora qualcuno la mette in dubbio. Io interpreto sul fatto che in questi casi qua chi è qui partecipa ad un evento pubblico e quindi come tale però nel momento in cui si stanno facendo delle iniziative come Proloquo, e che quindi ci sono tutta una serie di persone che partecipano all'aperto,
mi piacerebbe sapere poi, se volete successivamente, se ci sono delle regole un pochino stringenti da dare. La signora ha citato le foto, io oggigiorno faccio più video che foto, ma la sostanza ovviamente è assolutamente la stessa. La curiosità invece che avevo, oppure più che una curiosità, come dire, quasi una segnalazione, una riflessione alla dottoressa Copello, è che lei parla di relazioni di missione e bilancio sociale, e io vedo che sempre di più questo bilancio sociale, anche ad altissimi livelli, oggi diventa un elemento veramente di valorizzazione delle realtà, però probabilmente molti non sanno come farlo, però forse credo che il compito sia far capire, cioè vi faccio un esempio, la Unipol, che non è proprio dire ha fatto una pagina pubblicitaria l'altro giorno sul Sole 24 Ore dicendo che hanno vinto il premio per il bilancio tecnico, chiamiamolo così, ma anche per il bilancio, forse non so se si chiama sociale in quel caso, ma più o meno il senso è quello. Quindi la scommessa proprio è di valorizzare quello che sta diventando un obbligo. Parliamo sia della relazione di missione che del bilancio sociale per realtà più grosse, ma la relazione di missione riguarderà tutti, e si è pensato di parlarne in questo intervento, in questo contesto, proprio perché è stato introdotto come un obbligo dal legislatore, ma già oggi veniva attuato da alcuni, e più che un obbligo è un valore grande, perché compilando questi documenti uno comunica quello che fa e se ne rende anche conto, per cui ci sono tante cose, in realtà veramente di valore, che esistono e magari vengono conosciute da pochi, per cui la scommessa è di stimolare, al di là dell'obbligo, a redigere questi documenti, tanto che poi anche sempre di più viene misurato dal mercato e anche dai cittadini le ricadute che ci sono, per cui per questo, oltre che per obblighi legislativi che riguardano le grandi aziende, le aziende quotate, però sono sempre di più le realtà, come diceva lei, che si occupano di bilancio sociale per questo motivo qua. Allora andiamo invece nel vivo della relazione, parlando della relazione di missione, che è stata introdotta dalla riforma e quindi riguarderà un obbligo tutti gli enti del terzo settore, esclusi coloro che redigono il bilancio sociale, che però sono gli enti con ricavi maggiori di 1 milione di euro, e quindi probabilmente non riguarderanno, non lo so veramente, ma il pubblico odierno, però ne parleremo ugualmente. Allora, il contenuto della relazione di missione, io qui ho analizzato 2 documenti, sono sia le novità, quindi questa della riforma, cosa ci chiede che venga inserito, sia un documento che c'era già, perché di relazione di missione, magari con altri nomi, però ci è sempre stato chiesto o consigliato, a seconda dei casi, di raccontare quello che facciamo, di spiegare quello che facciamo. Allora, la raccomandazione infatti del Consiglio nazionale dei commercialisti, che esiste già prima della riforma, esisteva, mi dice di riferirmi, relazionare sia sul mio quadro istituzionale, quindi evidenziando quali sono i miei programmi e quali sono le scelte che attuo per realizzare il mio scopo sociale, sia quali sono le azioni di supporto e quindi come riperisco i miei fondi, cosa faccio per sopravvivere, qual è l'ambiente di riferimento, quindi dove sono io, sia nel contesto, perché è ben diverso fare anche le attività che fate voi in un paese dove che si popola solo d'estate magari e devi attrarre le persone e c'è poca gente, piuttosto che in un lungomare turistico con pieno di affluenza, quindi è molto diverso come io mi relaziono nel contesto in cui, e come il contesto in cui sono inserito mi influenza. E poi il contesto organizzativo interno della realtà, quindi raccontare quello che faccio. Questa era la raccomandazione dei commercialisti. Invece il contenuto che viene richiesto oggi dalla norma non è tanto diverso, però si parla esplicitamente di andamento economico-finanziario, quindi io dico comunque, chiamiamolo, io ho scritto commento al bilancio, per cui
chi si avvale di consulenti può chiederlo a loro, ma comunque secondo me bisogna prepararsi anche internamente soprattutto per riuscire a dare più dettagli possibili, perché anche nei rendiconti di cassa di cui parlava prima il collega alle volte cioè non puoi ricostruire tutto dopo, quindi cercare più possibile di tenere dei dettagli per riuscire a produrre dei commenti che abbiano un valore. Poi anche una relazione sull'andamento anche gestionale, quindi riusciamo a sopravvivere, stiamo in piedi, quali sono le cose di cui avremmo maggiormente bisogno per svolgere la nostra attività. Poi le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e questo è importantissimo, e rientrerò dopo anche calandolo un po' nel concreto delle vostre realtà, perché non basta commentare un bilancio, alle volte si fanno 2 relazioni così perché me lo chiede la Regione, magari se sono iscritto, e mi ha sempre chiesto di farla sia per iscrivermi che per voi, però non è solo un obbligo, è anche proprio qui. Come faccio io a perseguire il mio fine? Perché negli statuti, lo sappiamo, scriviamo sempre tutti delle cose bellissime, no? Poi però quali di queste cose noi facciamo e come le facciamo? Le stiamo facendo veramente o abbiamo costruito uno statuto così che era un libro dei sogni e poi di fatto facciamo tutt'altro? Ora, probabilmente chi è qui veramente agisce, quindi mi può dire ma cosa dice questa, però vi assicuro che ci sono delle associazioni che a volte scrivono delle cose bellissime ma poi la realtà è che magari se le dimenticano, ecco. Allora questo documento serve proprio per raccontare veramente quello che facciamo e farlo apprezzare agli altri. E poi la norma mi richiede anche un approfondimento sulle attività accessorie, che sono le attività che possono essere svolte anche oltre a quelle istituzionali, che sono quelle che mi caratterizzano, e con dei requisiti che mi richiede la norma, su cui però ora non ci soffermiamo. Allora, il titolo di questa slide è un po' provocatorio, non aspettiamo marzo, io dico marzo perché di solito è il mese in cui forse anche prima, ma diciamo marzo, da marzo in avanti chi mi segue mi chiama e mi dice mi porti tutto, raccontami quello che hai fatto, piuttosto che invece chi ha la fortuna di avere qualcuno internamente che segue questi aspetti più contabili, no? Urca, dobbiamo preparare i documenti da portare. No, durante l'anno, siccome siete tutte organizzazioni che fanno delle cose meritevoli, teniamoci i volantini, ora dico delle cose magari banali, ma proprio per aiutare, dare degli strumenti, perché lo vivo dall'altra parte, quello che poi diventa un peso, invece se io me lo costruisco man mano, secondo me è tutta un'altra cosa. Per cui ho i volantini che ho distribuito, li tengo e li conservo. Ho fatto degli eventi, provo a dire, in alcuni casi posso sapere quante persone c'erano, tipo in un convegno, se prendo le adesioni, sì, magari in una manifestazione all'aperto, eccetera, dipende, no? Però è bello poter dire qual era il numero dei partecipanti, anche per capire quale impatto abbiamo avuto con quello che abbiamo organizzato. Chi ci ha patrocinato, ad esempio, perché chi ci ha patrocinato vuol dire che ha creduto in noi, e quindi posso tenere anche l'elenco dei rapporti che ho avuto con gli enti pubblici, con le istituzioni. Poi quali sono tutti i soggetti coinvolti nelle varie azioni che noi abbiamo, nei vari eventi che abbiamo organizzato. Ad esempio, se ho fatto un convegno, chi erano i relatori dei corsi, oppure se sono un'associazione che aiuta determinate situazioni di disagio, quali sono i destinatari delle mie azioni solidaristiche. Poi ho voluto inserire il patrimonio culturale salvaguardato, visto che siamo appunto nell'ambito delle Proloco, e a volte è già stato riconosciuto dall'UNESCO, ma tante volte io lo faccio già da anni e non ho ancora ottenuto il riconoscimento, ed è importante scriverlo, perché sono importante, non solo perché faccio la sagra, ma perché nell'ambito di certe realtà vostre si valorizzano, ora vi dico delle cose che però è importante che le scriviate, anche io quali sono le realtà, la storia culturale che io valorizzo, il dialetto, gli antichi mestieri, queste cose
secondo me ci vanno, è anche importante che uno nello scriverle si rende conto fra l'altro che le sta facendo e impara ad apprezzarle anche maggiormente, o a programmarsi l'anno dopo per non dimenticare di fare alcuni aspetti, di cercare di coltivarli. Quindi le azioni sociali di solidarietà verso i destinatari, poi dipende ovviamente dal tipo di associazioni. Io ho fatto solo qualche esempio e qui ho scritto alcune domande che sono un po' come una traccia che potremmo seguire per cercare di non dimenticarci di raccontare quello che stiamo facendo. Ovviamente non tutte riguardano attività come la vostra, ma dipende appunto, ogni associazione sceglierà la sua. Ad esempio io nei miei eventi, nella mia storia, nella mia attività ho dato voce a chi di solito non ha voce, ho scritto, quindi chi ho coinvolto che magari solitamente non ha una platea, un palcoscenico per riuscire a raccontare quello che fa, come giovani artisti, le persone con disabilità intellettiva, relazionale o fisica, minori, immigrati. Quante esperienze di aiuto di comunità virtuose ci sono che ruotano intorno agli eventi che noi organizziamo e che ci danno una mano magari, e se noi ci fermiamo e proviamo a scriverlo, questo secondo me dà valore, ripeto, ma non solo perché me lo chiedono, perché è obbligatorio, ma perché dà valore a noi per renderci conto di quello che veramente facciamo. Poi io ho usato Silver Economy anche un po' così perché ora va di moda, ho cercato di non usare termini inglesi, questo è uno dei pochi, però in una regione come la Liguria, dove ci sentiamo dire che la popolazione, non ci sentiamo dire, è vero che la popolazione è la più anziana, io vengo da Chiavari, la nostra ASL è quella con la popolazione più anziana di tutto il territorio, la Liguria d'Italia, l'Italia del mondo, ti viene da dire che forse siamo nel territorio con un numero di anziani veramente maggiore che da altre parti, e allora come li coinvolgiamo? Quante persone, magari nelle nostre attività c'è la bancarella e poi con il ricavato aiuto le famiglie in difficoltà, però c'è anche un lavoro a volte dietro alla bancarella, ci sono le persone anziane che hanno prodotto col loro artigianato, nel tempo libero dei manufatti, eccetera. Quindi anche provare a pensare, a raccontare queste cose qui, e anche può essere uno stimolo per coinvolgere maggiormente soggetti di questo tipo nell'organizzazione. Poi, quale aiuto dato nella prevenzione dei disagi e delle malattie? Perché a volte veramente con la nostra attività coinvolgiamo persone, li aiutiamo a uscire, a relazionarsi, a fare delle attività di valore che vanno ben oltre il nostro scopo. Magari noi non siamo nati per coinvolgere certe persone e farle uscire di casa, ma con la nostra attività lo rendiamo possibile. E allora secondo me, senza mettere i nomi e cognomi, però è anche importante e interessante raccontarlo. E poi abbiamo favorito la rete, ecco, qui secondo me è importantissimo, secondo anche, io qui lo sto dicendo in modo molto così pratico, anche pensando alle realtà che sono coinvolte in questo convegno, però della rete se ne parla, come vedremo anche successivamente sul bilancio sociale, anche i nostri documenti diciamo di riferimento della nostra categoria ci chiedono di relazionare, di raccontare come ci siamo rapportati, quindi sia dentro la nostra organizzazione abbiamo favorito l'incontro fra le generazioni, fra le famiglie, fra i vicini di casa, ma anche con le altre associazioni, perché quello che si vive a volte, forse in Liguria di più, non lo so, però non è detto, è che ognuno fa delle cose bellissime ma le tiene un po' per sé, no? Invece se siete qui, comunque se c'è anche un'organizzazione che vi ha coinvolti, eccetera, può essere uno stimolo per fare delle cose insieme e anche in questo caso andarle a raccontare. Poi sull'impatto ambientale, di questo si parla tantissimo anche sia a livello macro che nelle attività comunque di tutti i giorni, e quindi anche noi nel nostro piccolo cosa facciamo per la cultura del risparmio energetico, la raccolta differenziata, cosa facciamo? Facciamo un evento e poi dopo magari di nascosto buttiamo tutto nell'indifferenziata, e allora forse pensiamoci, perché c'è il bene comune, è comune
io dico qua quale impatto per il bene comune, ci sono tanti aspetti e noi, le vostre associazioni con la loro opera contribuiscono veramente tanto su questi fronti. E poi qui importante, dico, come abbiamo comunicato l'attività svolta. Questo è anche un po' uno stimolo, no? Perché spessissimo ci sono delle associazioni che riempiono di comunicati stampa, giornali, media, televisioni, e quindi li sentiamo tutto quello che fanno. Altri che fanno eventi importantissimi che magari non sono allenati, allora la scommessa è cercare di comunicare anche ai media, ma anche se esiste un sito per chi ce l'ha, oppure sui social. Ormai magari non tutti li sanno usare, però tutti hanno in casa qualcuno che li sa usare, per cui cercare di il futuro è questo. Si parla tanto delle web marketing, delle realtà online, però è vero, perché con gli eventi creati su Facebook piuttosto che sui social si coinvolgono tante persone. Questo quindi è uno stimolo anche a dire lo raccontiamo, l'abbiamo fatto, lo raccontiamo, così nel raccontarlo ci ricordiamo che l'anno dopo lo faremo ancora di più. E poi una cosa che viene richiesta anche dalle linee guida nazionali sul bilancio sociale sono i rapporti con i nostri portatori di interesse. Qui l'ho scritto come nella parola che si usa tanto, gli stakeholders, e per cui chi sono sia i soci, perché l'attività dell'associazione è soprattutto verso i soci, quindi un'analisi del socio, quanti sono, di solito si fa la fotografia a fine anno, ma è anche interessante dire quanti ne sono entrati, quanti ne sono usciti, e quali caratteristiche hanno, per cui fra uomo, donna, l'età, anziani piuttosto che giovani, eccetera. E poi i volontari, quanti sono e anche in questo caso quali caratteristiche hanno, i lavoratori per chi ce li ha, come abbiamo detto prima. Poi anche i clienti fornitori, perché se io ho con la mia attività ho creato anche del lavoro, è un ritorno che ho attraverso quello che ho fatto. Ora poi dipende ovviamente dagli enti. Poi gli enti pubblici e privati con cui ci siamo rapportati, quindi quali ricadute la mia attività può aver avuto sul territorio e quindi anche sull'attività di altri enti che esistono accanto a me, e poi anche con le banche, con i fruitori, insomma cercare di spiegare più nel dettaglio possibile quello che facciamo. Allora, passando solo alcuni cenni sul bilancio sociale, perché vi ho detto che riguarda le realtà più grosse, però siccome il riferimento è già da un po' di anni che esiste, quindi non è solo questa riforma che l'ha introdotto, adesso è obbligatorio, stiamo aspettando le linee guida del Ministero del Lavoro, che dovrà sentire la cabina di regia e il Consiglio nazionale del terzo settore, che sono organismi che esistono già oggi, e il Consiglio nazionale del terzo settore si è già espresso, ma il Ministero del Lavoro non ancora, per cui il Ministero del Lavoro quando dovrebbe esprimersi a breve, perché da quando si esprimerà diventerà poi obbligatorio anche per poi nella relazione del dottor Dall'Olio lo vedremo nelle imprese sociali, ma comunque è interessante parlarne anche in un contesto come questo per capire che cosa già viene richiesto, era già oggi, e che cosa sarà richiesto in futuro. E la cosa importantissima, che è un po', io forse anche con alcuni esempi molto pratici ho già detto nella relazione di missione, è la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Quindi io faccio una fotografia del mio ente e poi in ogni caso, mi dice la riforma, quindi questo nel testo unico, deve tener conto tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale. Quindi io cosa con la mia attività, quali ripercussioni ho sul territorio, e i soggetti obbligati, l'abbiamo già detto, sono gli ETS, gli enti del terzo settore che con ricavi e proventi maggiori di 1 milione di euro, e
nei riferimenti di prassi ho inserito già quello che oggi esiste, per cui se noi volessimo, infatti se ne è parlato anche prima, ci sono enti che da anni lo fanno, anzi la FILSE anni fa aveva finanziato proprio, c'era stata una misura per finanziare la redazione dei bilanci sociali, che forse potremmo richiedere che venisse nuovamente attivata, perché è uno strumento per raccontare quello che si fa in un modo dettagliato. Oggi c'è una raccomandazione del nostro Consiglio nazionale e le linee guida soprattutto dell'Agenzia per le Onlus, che sono un numero di pagine infinito che spaventa uno quando le apre e dice cosa faccio con 150 pagine. In realtà sono ben articolate e spiegano nel dettaglio, danno proprio che altro, danno uno strumento proprio pratico. Nella formazione del bilancio sociale il nostro Consiglio nazionale nelle raccomandazioni dice di soffermarci ovviamente sulle finalità istituzionali, quindi gli scopi, quindi qual è lo scopo del nostro ente, poi la missione, il valore e la visione, quindi anche come io lo vedo e come lo vedo nel futuro e come lo vedono gli altri, che cosa gli altri vedono di me, e poi soprattutto gli obiettivi strategici, quindi distinguendo fra le attività istituzionali, che sono quelle tipiche che vi caratterizzano, ma anche le attività accessorie, perché abbiamo detto che gli enti possono svolgere anche attività diverse nei limiti ovviamente della legge, dando degli obiettivi operativi, quindi io lo redigo, mi do degli obiettivi e poi però mi pongo in atto delle azioni per realizzarli, il tutto poi con una misurazione dei risultati, quindi negli schemi di bilancio sociale, soprattutto ovviamente nelle realtà più articolate, ci sono poi una serie di indici di bilancio che qui non spiegherai perché andiamo molto sul tecnico, che però mi consentono di valutare se l'ente è sano, se è molto indebitato, qual è il valore aggiunto che ha dato, quindi il tutto poi nella ricaduta dei miei interlocutori. Le motivazioni e contenuto un po' l'abbiamo già detto, ma su qualcosa ci tengo a soffermarmi, il discorso della trasparenza, che è molto enfatizzato in questa riforma, quindi più sei trasparente più ti premio perché sei trasparente, no? Quindi nel bilancio sociale la trasparenza è ovviamente l'aspetto che lo fa nascere, no? Ed è in realtà, come le vostre, oltre che un obbligo di legge, è anche un onere etico, perché io impiego delle risorse che non sono mie, per cui non posso fare quello che voglio, quindi sono ancora più, devo attenermi ancora di più alla trasparenza. E poi una trasparenza che può avvenire sia sulle attività decisionali, sulla nostra realtà e su tutte le informazioni. Più informazioni do, più ovviamente centro questo obiettivo. Il bilancio sociale può essere sia uno strumento di rendicontazione, quindi io racconto, faccio una sintesi di quello che è stato fatto e è anche l'esito di tutto un processo di costruzione durante l'anno, ma è anche uno strumento di pianificazione, perché se io decido, anche prima l'abbiamo visto un po' più in pratica con quelle domande, no? Le domande non le faccio solo a fine anno per raccontarle, ma già durante l'anno e inizio anno dico: io se ho questi obiettivi cerco di coinvolgere magari queste persone che mi possono aiutare, e quindi già durante l'anno pianifico gli obiettivi a cui vorrei arrivare. E poi lo strumento qua di comunicazione integrata, nel senso che ha un valore sia internamente che esternamente. Esternamente l'abbiamo detto, per la ricaduta sul territorio, per anche attirare le persone, perché se qualcuno mi vuole finanziare deve sapere cosa faccio, e quindi è importantissimo. Più si è trasparenti, e questo ce lo sentiamo dire tante volte, più ho capacità di raccogliere fondi, di attirare dei capitali oppure delle donazioni in casi come realtà come le vostre. E poi però anche la valenza interna, perché visto che poi realtà come queste, le vostre, si basano molto sul volontariato, è importantissimo che uno sappia poi il proprio tempo lo dedico perché mi piace, perché mi diverto, oppure perché voglio fare una cosa di buono, ma poi che cosa succede dopo?
e quindi è importante anche come strumento interno. Nelle linee guida che dava l'Agenzia delle Onlus, abbiamo visto, più o meno ne abbiamo già parlato, qui sono un po' schematizzate, ma sono aspetti a cui viene raccomandato di trattare nel bilancio sociale. Delle reti abbiamo detto, quindi l'importanza di fare reti, anche ad esempio il coinvolgimento di lavoratori con categorie di svantaggio o anche di volontari con categorie di svantaggio, che potrebbe quindi essere schematizzato per cercare di raggiungere il più trasparenza possibile, e poi una parte sui risultati sociali e quindi la misurazione di tutto quello che ho fatto. Molto brevemente, l'ultimo argomento della mia relazione erano le reti associative. Abbiamo voluto accennare a questa nuova realtà introdotta così come definita dalla riforma del terzo settore, perché probabilmente anche l'UNPLI sta lavorando per diventarlo, e quindi saremo chiamati poi a decidere se farne parte o no. Le reti associative sono enti del terzo settore, sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o non, e associano un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore oppure a 20 fondazioni, e devono essere presenti in almeno 5 regioni o province, e attraverso l'utilizzo anche, dice la norma, di sistemi informativi idonei, cosa fanno? Coordinano, tutelano, rappresentano, promuovono e supportano gli enti del terzo settore nella loro attività di interesse generale, anche per promuoverne e crescere la rappresentanza. Quindi se io da solo posso avere un certo potere, dentro una rete ce l'ho ben maggiore. I numeri che sentivamo prima di oltre 6.000 Proloco in tutta Italia hanno probabilmente una voce ben diversa della mia sola realtà, che per quanto estremamente encomiabile. Poi ci sono nell'ambito delle reti le reti associative nazionali, che associano oltre 500 enti del terzo settore in almeno 10 regioni oppure 100.000 associati, e oltre all'attività che abbiamo già detto hanno l'obbligo di monitorare l'attività degli enti del terzo settore associati anche con riguardo all'impatto sociale. L'impatto sociale su cui prima abbiamo parlato nel bilancio sociale e relazioni di missione. Poi devono predisporre una relazione al Consiglio nazionale del terzo settore e soprattutto sviluppare le attività di controllo anche sotto forma di autocontrollo. Se ne è parlato ed è importantissimo, anche ove non ho l'obbligo di un controllo esterno, che gli enti svolgano un'attività di autocontrollo, e su questo ci aiuteranno e vigileranno le reti associative nazionali. Grazie molte. Prima di passare la parola al dottor Dall'Oglio, c'è una qualche domanda, così alterniamo, può venire qui così continuiamo a essere in favore di telecamera. Meglio. Presentazione. Sì, vabbè, io faccio parte della Proloco di Rio Maggiore, quindi provincia di Spezia. Rio Maggiore, in provincia di Spezia. E niente, io ho preso 3 domande globali, quindi poi non sono riferite specificamente a un relatore. Il primo è come comportarci su quelli che sono i fondi derivanti da progetti, che possono essere progetti europei, soprattutto mi è venuto in mente all'interno di quelli che sono i tetti dei 100.000, 220.000, cioè se rientrano come attività commerciali, in quali casi rientrano come attività commerciali, in quali non, in base che arrivino da progetti europei piuttosto che da enti locali. Per sapevo c'era una distinzione un tempo in base se erano per sagre o per eventi specifici, quindi un punto, un focus su quello, specificamente sui tetti di ricavi. La seconda cosa è proprio per l'UNPLI Liguria,
se era possibile ipotizzare, o se esiste già e non lo conosco, in questo mi scuso, un pacchetto adempimenti da poter passare ai nostri commercialisti, perché spesso lo fanno in forma, non dico magari volontaria, ma a piccolo contributo spese, quindi non gli è così immediato poter venire tutta la giornata a formarsi, ma credo che sia molto interessante anche per loro farsi un autocheck per capire se sono pronti o se devono approfondire e magari richiederci un aiuto in questo molto più efficace di quello che io posso capire e magari riportargli in modo anche non preciso adesso, e anche se è possibile avere un riferimento poi per loro di contatto in caso di dubbi, anche consulenza a pagamento, cioè ci mancherebbe, la professionalità va retribuita. La terza era la questione che leggevo dei compensi per gli organi di controllo e amministratori, perché mi è parso, ma magari ho capito male io, che in 2 interventi siano state dette 2 cose che non sono riuscita a integrare, cioè quindi se è possibile effettivamente fornire un compenso nel caso in cui un amministratore o un membro dell'ordine di controllo offre quella che è la sua professionalità, o se si parlava di compensi per fare l'amministratore. Non so se lo spiego. Benissimo, ho visto un'altra domanda. Tanto buongiorno a tutti, io sono Mauro Venente e sono uno dei soci fondatori dell'associazione Proloco di Pegli, che fu ormai 25 anni fa la prima associazione Proloco riconosciuta di ambito cittadino genovese. Voglio ringraziare la Presidente Bruna Terrile per questo appuntamento di oggi, davvero molto interessante, dal quale si evince che chi vuole essere iscritto al nuovo organismo dei soggetti del terzo settore dovrà in qualche modo assumersene oneri ed onori. Per quanto riguarda gli oneri ci sono una serie di incombenze importanti, insomma, ed è giusto e sacrosanto che poi la Regione eserciti una sorta di controllo per verificare la corrispondenza delle cose che sono previste dalle nuove normative con l'agire costante e quotidiano. Mi domando una cosa che c'entra poco con il convegno di oggi, ma è importante, e mi riferisco in particolare al dottor Zullo. Allora, visto che questi controlli saranno esercitati nei confronti degli splendidi volontari che rappresentano un patrimonio inenarrabile in questo Paese, veramente una cosa straordinaria, è una macchina da guerra che promuove i territori, senza queste realtà le amministrazioni pubbliche avrebbero, come dire, elementi di forte criticità nell'ambito della promozione, e lo dico anche nell'altra veste perché sono anche consigliere comunale di Genova e insieme a un altro consigliere, Davide Rossi, cerchiamo di riuscire a scalzare alcune resistenze che abbiamo. E appunto al dottor Zullo che voglio fare questa domanda. Allora, ci saranno questi controlli, ma ci sarà la stessa attenzione nei confronti di quelle realtà amministrative come il Comune di Genova, che sembra paradossale, ma le realtà delle Proloco nei piccoli e medi comuni hanno quasi tutti una loro sede amministrativa operativa, dove poter svolgere questo tipo di attività e di queste incombenze. Nell'ambito cittadino genovese, ahimè, molte associazioni Proloco sono costrette a fare queste cose qua nel tinello di casa. E allora, visto che c'è stato un accordo un po' di anni fa tra l'Umpli e l'Anci, dove veniva chiesto esplicitamente alle amministrazioni comunali di mettere a disposizione dei locali per poter consentire alle Proloco di svolgere la loro attività, è giunto il momento di poter chiedere a queste amministrazioni di ottemperare a questo accordo Umpli-Anci, o continuiamo a, come posso dire, a beneficiare dell'attività volontaristica che queste persone fanno e del tempo che sottraggono ai loro interessi personali e familiari per slancio, diciamo, di senso civico e di altruismo? C'è questa volontà da parte della Regione? Io mi auguro evidentemente di sì. Grazie. Grazie. Allora, le domande che arrivano da Rio Maggiore sono più tecniche. Dottor Zullo, vuole per caso rispondere lei in qualche modo a questa domanda, se le fa piacere? Buongiorno a tutti, anch'io approfitto dell'occasione per ringraziare gli organizzatori dell'invito a questo convegno. Per quanto riguarda la sua domanda, personalmente ritengo che se c'è stato un protocollo, io adesso non conosco perché mi occupo di altre materie, appunto, se c'è un protocollo a monte, ritengo che chi ha sottoscritto questo protocollo debba assumersi la responsabilità di rispettarlo.
quindi mi riferisco in questo caso all'amministrazione comunale. Ovviamente come Regione, ma ha fatto bene a sottolineare questo problema, faremo di tutto per sollecitare l'amministrazione comunale, non solo di Genova, perché immagino che il problema sia generalizzato, a rispettare questi accordi che sono stati sottoscritti. Quindi da parte della Regione ovviamente c'è la volontà di far rispettare, fatta salva l'autonomia delle singole amministrazioni, però ritengo che, soprattutto parlando nell'ottica della riforma del terzo settore, quindi un'azione che anche a livello centrale si è voluta dare per implementare proprio il mondo del terzo settore nel senso generale del termine, ritengo che sia più che legittimo aspettarsi anche dalla Regione un'azione di richiamo a quegli enti che non ottemperano a degli accordi che sono stati sottoscritti. Quindi ben vengano questi solleciti come ha fatto lei, senz'altro. Grazie molte. Sulle 3 domande fatte c'è qualcuno che vuole rispondere? Io dico 2 parole sulla prima domanda. Intanto mi candido a diventare socio della Proloco di Romaggio. No, a parte la battuta, dunque la questione dei contributi pubblici, ma diciamo che non c'è grande discontinuità da questo punto di vista, nel senso che l'attenzione è più che altro da porre sul capire che cosa sto ricevendo, perché spesso come dire, uno dà per scontato che il fondo che derivi da un ente pubblico sia da considerarsi necessariamente non fiscalmente rilevante, cioè senza, voglio dire, alcuna tassabilità, ma come dire, dovete fare innanzitutto attenzione a qual è l'accordo che lega la vostra associazione con l'ente pubblico, e già da lì si capisce se il denaro che arriva è un corrispettivo commerciale o meno. Faccio un esempio pratico: nel caso in cui venga affidato un impianto, voglio dire, quindi anche un servizio pubblico ad un ente non commerciale, sovente il comune, parlo di comune, per adesso sto facendo riferimento a un caso mio specifico, ma spero di spiegarmi, il comune eroga poi proprio un corrispettivo per il servizio che l'associazione fa nei confronti della cittadinanza, perché gestisce questo servizio. Ma se invece io presento un progetto che vada a valorizzare un luogo, insomma, o una cultura o un dialetto, insomma un progetto più tipico, diciamo, vostro, è chiaro che il denaro che ricevo è un denaro che non ha alcuna rilevanza commerciale. E vengo un pochino meglio, credo, alla domanda, viene registrato contabilmente nell'associazione come un incasso, intanto appunto non commerciale, ma di sicuro entra in quel plafond di cui, nei vari, diciamo, plafond di cui parlavamo prima, quindi è parte degli altri ricavi, ancorché non commerciali, legati per esempio ad una raccolta pubblica. Ok, quindi ho voluto fare un po' questa precisazione perché a volte ci confondiamo un po'. Ecco. Altro discorso ancora sono progetti finanziati da soggetti privati, cioè le fondazioni piuttosto che altri donatori privati, a loro volta come dire, costruiscono dei bandi aperti a enti non commerciali o esclusivamente a associazioni di promozione sociale, e già da lì capiamo se il corrispettivo o comunque la somma di denaro che ne deriverà avrà una natura piuttosto che un'altra. Ecco, insomma, questo era, credo che possa essere sufficiente. E direi invece di lasciare la domanda sui compensi agli amministratori a Walter. Grazie. Allora, penso che il dubbio che le è sorto sui compensi riguardi la lettura congiunta degli articoli 8, che prevede cosa significa scopo di lucro, e dell'articolo 34, specifico per le organizzazioni di volontariato.
gli organi sociali degli enti del terzo settore può essere erogato un compenso, sempre se non è superiore, come ha detto la dottoressa Guatelli, alla media del settore. C'è però un divieto specifico nell'articolo 34 per le organizzazioni di volontariato. Quindi solo ed esclusivamente per le organizzazioni di volontariato non si possono erogare compensi di qualsiasi tipo, ad eccezione sempre del rimborso spese documentato, a tutti coloro che operano nell'associazione, amministratori compresi, ad eccezione dell'organo di controllo, come ha dettagliato prima il dottor Brusacà. Quindi qualsiasi amministratore può essere retribuito nei limiti ovviamente del settore, solo gli amministratori degli organismi di volontariato non possono in alcun modo essere retribuiti. Penso che questa fosse la domanda specifica. Ce ne sono altre domande? Mi sembra di aver colto anche una domanda. Intanto volevo dire che abbiamo richiesto e c'è stata offerta la possibilità di essere ripresi da Telepace, che ringraziamo chiaramente, e niente, quindi la presenza dell'operatore è voluta da Umpli Liguria e ringraziamo anzi chi si è interessato all'evento. E invece per quanto riguarda la domanda della Proloco di un referente per regione in materia fiscale, questo è un obiettivo che a dire la verità Umpli Liguria sta attuando da anni, nel senso che noi facciamo convegni chiaramente spostandoci nel territorio, nelle varie province, a seconda, cioè non privilegiando nessuno, quindi questa volta è stata la volta di Genova, ma altre volte siamo andati ad Imperia piuttosto che a Savona o alla Spezia, e appunto portando il nostro apporto gratuito, come anche da parte mia esperto fiscale ovviamente, e quindi la nostra disponibilità è aperta e gratuita per tutte le Proloco della Liguria. Questo è anche un po' l'obiettivo di Umpli nazionale, perché all'interno dell'Umpli nazionale, chiaramente con numeri molto più elevati, si sta cercando di fare una commissione per ogni problematica. Quindi adesso c'è una commissione di studio ovviamente per il terzo settore, ma da questa commissione di studio poi partirà un membro per andare, una volta chiaramente dipanate tutte le varie problematiche, tutti intervenuti tutti i correttivi del caso, andare a istruire, come stiamo facendo oggi, anche se la normativa è ancora in corso di evoluzione, ad istruire i vari membri delle Proloco, i direttivi delle Proloco. E quindi questo avverrà anche a livello comunque nazionale, cioè in ogni regione avremo un referente che farà appunto istruzione nei vari campi. Nel fiscale, chiaramente nella vecchia normativa, voi trovate sul sito di Umpli Nazionale tutto quello che ogni singola Proloco deve fare per adempiere correttamente anti-riforma, perché ovviamente non è ancora aggiornata, tutto quello che deve fare per essere in regola. Le Proloco dovrebbero essere anche un pochino più presenti. Sì, la Presidente giustamente dice noi mandiamo informative a tutte le Proloco, poi non tutte rispondono, e quindi questa è un'altra difficoltà sempre che abbiamo un po' in tutti i settori. Dottor Dall'Olio, si deve spostare, rimane lì. Le ricordo che lei ha un ratio passivo di un paio di minuti. Parlo il vostro linguaggio, se no poi mi dite.
Dottor Gioacchino Dall'Olio, dottore commercialista, membro commissione di studio, uno dei 21 sul terzo settore dell'Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Genova. Il titolo della sua relazione è l'impresa sociale. Non so se dico un qualcosa che ci azzecca o meno. Pochi giorni fa sono andato ad un convegno organizzato da Lega Coop sull'impresa e le cooperative sociali, cioè quali erano le conseguenze del decreto correttivo. Una cosa che li ha resi felici, e quindi non so se può essere oggetto di questa cosa e se riguarda la Proloco, è che erano meno preoccupati sulle modifiche statutarie. Non so se questo è uno dei temi che lei affronterà o comunque se eventualmente è una notizia da dare e che riguarda la Proloco. Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione, ringrazio il dottor Chiappussi per avermi invitato e ringrazio voi anticipatamente per la pazienza nell'ascoltare, diciamo, le brevi mie note. Il tema che mi è stato indicato che mi è stato assegnato è quello dell'impresa sociale. Non esulo alla domanda del dottore, via via che svolgiamo la relazione, mi scuso anche per non avere delle slide, quindi andrò un pochino a braccia, tenendo presente che la materia dell'impresa sociale è abbastanza lata, vasta, e sicuramente il tempo a disposizione è davvero piccolo e marginale per poter essere completamente esaustivo. Quindi cercherò di essere, come dire, molto sintetico e chiedo scusa se su alcuni passaggi magari sarò molto veloce, eventualmente se vi sarà spazio vi potranno essere poi le domande per poter approfondire questi argomenti. Fermo restando che magari nell'ambito delle Proloco l'argomento dell'impresa sociale sicuramente può essere di minore interesse rispetto all'argomento, diciamo, degli enti del terzo settore di cui è il decreto legislativo 117, in quanto l'impresa sociale, vedremo, si sostanzia sostanzialmente per lo svolgimento di un'attività economica produttiva sia nell'ambito dello scambio di beni che delle prestazioni di servizi, e quindi di un'attività più strutturata. Vengo alla domanda che faceva il dottore prima, dicendo subito questo, che sì, le cooperative sociali erano piuttosto contente delle ultime indicazioni pervenute sia dal Consiglio del Notariato prima che poi dall'alleanza delle cooperative, perché è stato sostanzialmente acquisito che l'obbligatorietà di adeguamento degli statuti da parte delle imprese sociali non riguarda le cooperative sociali, perché lo stesso decreto legislativo 112 prevede che le cooperative sociali sono considerate imprese sociali di diritto. Questa non è una novità, non deve essere considerata novità, per chi ha avuto memoria nei tempi pregressi della normativa delle ONLUS. L'articolo, se non erro, l'articolo 10,8 del decreto legislativo 460 prevedeva una sorta di ONLUS considerate di diritto, di enti che erano considerati di diritto in base alla loro qualificazione giuridica ONLUS, e anche a questi enti non era stata ritenuta applicabile l'adeguamento statutario, e addirittura non vi era neppure l'applicazione automatica dell'acronimo di ONLUS, e gli enti erano sostanzialmente anche lì le cooperative sociali, le ODV e le organizzazioni non governative. Quindi il termine, questo è importante dirlo, del 20 di gennaio per l'adeguamento degli statuti sulla base della nuova normativa riguarda non le cooperative sociali, ma riguarda tutte le altre imprese che intendono conformarsi alla nuova normativa sull'impresa sociale, e quelle cooperative non sociali che eventualmente intendono qualificarsi come impresa sociale. Quindi ecco, sull'adeguamento vi è anche il discorso, se vogliamo, delle modalità, nel senso che la legge prevede che questo adeguamento
alle norme inderogabili previste dalla nuova normativa, ovvero a quelle norme che, pur essendo previste dalla normativa stessa, ma la stessa normativa prevede come non derogabili, ma anzi derogabili da una diversa clausola statutaria, possono essere eseguiti, effettuati attraverso le modalità e le maggioranze che sono previste per l'assemblea ordinaria, quindi normalmente senza il supporto del notaio. Supporto che poi noi siamo un po' genovesi e anche, come dire, un onere di natura economica. Il Consiglio del Notariato su questo è intervenuto, forse un po' ha difeso la sua prerogativa professionale e ha ritenuto comunque che fosse per una serie di ragioni, comunque tra cui quella che l'articolato del 112 prevede per la Costituzione comunque l'intervento del notaio, perché si prevede la forma dell'atto pubblico, ritenendo che anche le modifiche vanno ugualmente effettuate con forma pubblica e quindi con atto pubblico, ritiene invece diversamente che sia necessario l'intervento del notaio, che sicuramente è una persona qualificata e ci mancherebbe, nel momento in cui l'associazione avesse difficoltà, può supportare idoneamente direttamente l'associazione per, io dico l'associazione, l'ente in generale, per l'adeguamento stesso. Alcuni registri delle imprese accolgono comunque le modifiche, il nuovo statuto diciamo, con le modifiche attuate dall'assemblea ordinaria, quindi senza l'intervento del notaio. Altri registri delle imprese invece rifiutano l'iscrizione e chiedono l'intervento del notaio. Questo solo per rispondere alla domanda propedeutica. Partiamo quindi dall'impresa sociale. Perché l'impresa sociale? Perché parliamo di impresa sociale nell'ambito degli enti del terzo settore? Andando molto semplificando a grandi linee, la riforma del terzo settore, come dire, si fonda su due pilastri normativi. Il codice del terzo settore, il decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, che è stato via via, come dire, illustrato in precedenza, e il decreto legislativo invece che si occupa dell'impresa sociale 3 luglio 2017 numero 112. A questi due decreti sono, come dire, si sono succedute poi nel tempo, come dire, due tempistiche, due decreti correttivi. Il decreto correttivo del 117 è molto nutrito, il decreto correttivo del 112 dell'impresa sociale effettivamente ha effettuato solo alcune precisazioni importanti, ma comunque non rilevanti. L'unico articolo che è stato effettivamente modificato in senso di una maggiore precisione e anche di alcuni aspetti di modifica è l'articolo 18, quello che sovrintende un po' alla fiscalità dell'impresa sociale. Sempre per motivi di tempo, quindi in via non sistematica, vi dico quello che è stato peraltro enunciato anche in precedenza, che anche nell'ambito dell'impresa sociale la fiscalità, l'articolo 18, è in qualche modo, la sua efficacia giuridica è sospesa, perché voi sapete che tutte le misure di natura fiscale che potenzialmente possono essere considerate agevolative in ragione dell'ordinamento comunitario e quindi del trattato istitutivo sul funzionamento dell'Unione Europea, vi è un preventivo vaglio sul fatto che, trattandosi la Comunità Economica Europea con la sua istituzione di un mercato unico ormai, si va sempre a verificare che la particolare norma agevolativa che uno Stato adotti non leda il principio di concorrenza nell'ambito di questo mercato che ormai è unitario. Quindi si fa un vaglio sul fatto che non possa sostanziarsi un aiuto di Stato. Quindi tutta la parte relativa alla fiscalità del 112, quindi dell'impresa sociale, ma così direi anche per quanto riguarda
gli enti, diciamo, il codice del terzo settore, quindi la normativa specifica dell'articolo 79 e seguenti, tutto l'impianto fiscale, è comunque condizionato al fatto che il nostro Stato, attraverso, per quanto riguarda l'impresa sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero poi dell'Economia, provveda a richiedere l'autorizzazione alla Commissione Economica Europea. Solo attraverso la concessione dell'autorizzazione, che avviene, diciamo, non a maggioranza, ma ci deve essere un voto unitario dei commissari, può avere efficacia giuridica la normativa fiscale nel nostro Stato interno. Quindi quando affronteremo il problema delle agevolazioni fiscali, problema molto importante per l'impresa sociale, dovremo tenere presente sempre questa condizione di efficacia. Partiamo quindi un pochino dall'inizio. Dicevamo prima, perché l'impresa sociale nell'ambito degli enti del terzo settore? Perché il codice del terzo settore, quando va a enucleare sostanzialmente, dice cosa sono gli enti del terzo settore, dice sono enti del terzo settore, l'articolo 4, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali. Quindi anche dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, cosa importante, perché si porranno dei problemi interpretativi sulla normativa del 112, quindi sulla normativa dell'impresa sociale, dobbiamo sempre avere di mira che la prima fonte giuridica è il 112, il decreto legislativo, poi in quanto applicabile il codice del terzo settore, perché anche le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali, sono enti del terzo settore. In subordine le norme del codice civile in riferimento ai singoli tipi di società, di enti, perché poi vedremo la vera qualifica dell'impresa sociale, che sono un po' la veste giuridica sottostante dell'impresa sociale stessa. Partiamo quindi dalla nozione dell'articolo 1 e qualifica dell'impresa sociale, che ci riconnette al discorso del vestito sottostante. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del Codice Civile. Cosa significa questo? Significa che l'impresa sociale, essere impresa sociale, essere un po' come prima, anche se nella realtà poi, visto che l'abrogazione non esiste ancora, tutto sommato, anche se è stata legislativamente individuata, era un po' come le onlus, no? Non c'era una connotazione di onlus dal punto di vista civilistico, lo diceva prima la dottoressa Guatelli, nel senso che ogni ente nasceva con la sua normativa istitutiva e poi a certe condizioni, che erano quelle del decreto legislativo 460, poteva acquisire la qualifica fiscale e tributaria di onlus, che le riconnetteva poi una serie di benefici importanti. Più o meno siamo nello stesso ambito di ragionamento. Tutti gli enti privati, ma anche quegli enti che sono inclusi nel titolo quinto del Codice Civile, che se andiamo a vedere da un punto di vista perfezionistico giuridico, chiamare una società un ente sembra quasi un paradosso, però ormai la normativa è questa. Però tutti questi soggetti, mi piace più dire, gli enti e le società del libro quinto del Codice Civile, quindi le società che sono quelle che hanno lo scopo di dividersi gli utili, che hanno scopi di natura lucrativa, possono, alle condizioni di cui al decreto legislativo 112, essere qualificate come imprese sociali. Enti privati, ci sono dei soggetti che non potranno mai acquisire la qualifica di imprese sociali. Sono le amministrazioni pubbliche, e le amministrazioni pubbliche sono indicate con
come dire, lato sensu, nel senso con un'ampia indicazione. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi di case popolari, le camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Si discute, il Consiglio di Notariato dice che è possibile invece la qualificazione di impresa sociale ad società di partecipazione pubblica, in quanto non direttamente qualificate come amministrazioni pubbliche. Esistono altre preclusioni. Sostanzialmente voi sapete che anche il termine di società negli anni è mutato legislativamente. Quando si parla di società si parla di più persone, si è sempre parlato di 2 o più persone che si mettevano insieme per un determinato fine, un determinato scopo. Negli anni è sorta anche la società unipersonale, cioè un soggetto giuridico che sostanzialmente quando si qualifica all'esterno come società unipersonale gode una sua autonomia patrimoniale perfetta ed è considerata una società commerciale. Ecco, la società unipersonale a socio unico non potrà mai acquisire la qualifica di impresa sociale. L'ultima esclusione sono quegli enti i cui atti costitutivi limitano anche indirettamente le erogazioni di beni o servizi ai soli soci o associati. Cioè quegli enti che svolgono la propria attività solo e soltanto nei confronti dei propri soci o associati non possono acquisire la qualifica di impresa sociale. Fatta questa premessa ritorniamo sempre al comma primo dell'articolo 1. Che cosa sono? Quindi sappiamo chi può essere impresa sociale, ma cosa deve avere sostanzialmente? Perché poi questo passo del comma 1 viene declinato via via negli articoli successivi e tutte quelle espressioni sintetiche che si trovano nel comma 1 poi vengono regolate dal legislatore, gli si dà poi una sua regolamentazione effettiva. Leggiamolo assieme perché è il concetto poi essenziale dell'impresa sociale. Quindi la qualifica di impresa sociale, quindi qualificazione normativa, non c'è un nuovo soggetto giuridico, un tipo nuovo. La qualifica di impresa sociale, abbiamo visto tutti gli enti privati, fra cui anche gli enti, diciamo le società commerciali, che in conformità, quindi devono osservare le disposizioni del presente decreto legislativo, esercitano in via stabile e principale. Il legislatore ci dirà che cosa si intende per attività principale. Un'attività di impresa di interesse generale. Le attività di interesse generale le avete già un pochino viste prima nell'ambito della relazione della dottoressa Guatelli. Non sono uguali, se voi raffrontate le attività di interesse generale del 112 non sono perfettamente uguali al 117, ce n'è qualcuna diversa, ma grosso modo sostanzialmente sono le stesse. Senza scopo di lucro. Qua bisogna essere chiari, si è impresa sociale se si svolgono queste attività di interesse generale avendo, come dire, una finalizzazione che non è quella del lucro, quella appartiene alle società commerciali. E per finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. Qua non ha scritto bene il legislatore, si è un po' incartato, perché quando parla prima di senza scopo di lucro sembra che si ripeta. Avrebbe dovuto scrivere, come avevo osservato tempo fa il professor Zamagni, senza motivazione di lucro e per finalità, perché lo scopo e le finalità è la stessa cosa, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'utilità sociale, facendo sempre riferimento alle organizzazioni non lucrative che erano di utilità sociale, adottando modalità
modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti eventualmente interessati all'attività. Lavoratori poi, se avremo tempo, vedremo chi sono, gli utenti anche, gli altri soggetti li ha spiegati, li ha anticipati la dottoressa Coppello quando parlava dei portatori di interesse, di quelli che vengono chiamati in termini anglosassone gli stakeholder. Perché una importante connotazione di tutta questa riforma sarà quella della valutazione dell'impatto sociale, cioè nei prossimi anni sia probabilmente le amministrazioni pubbliche che chi fa credito probabilmente agevolerà quegli enti, quei soggetti che saranno in grado di dimostrare l'impatto sociale che hanno nella società, nella comunità, e il bilancio sociale, gli indici di bilancio, tra cui questo SROI, il Social Return on Investment, che dovrebbe determinare sinteticamente la redditività sociale dell'investimento, sarà un pochino il timone poi di comando sia delle amministrazioni per le convenzioni, gli accreditamenti che daranno, e sia per coloro che eserciteranno il credito. Quindi il bilancio sociale, tenete presente, sarà davvero uno strumento importante, perché darà conto dei soldi che le amministrazioni pubbliche, i privati cittadini andranno a investire in quell'ente, che ricadute avranno, che effetto moltiplicatore avranno nel tessuto sociale, nella comunità. In fondo l'impresa sociale è un'impresa che, come dire, nasce in fondo da un'organizzazione che faceva profitto, è un'organizzazione che dal punto di vista, come dire, intendiamoci, organizzativo, di struttura, sarebbe destinata al profitto, ma in funzione di quelle finalità specifiche e di quelle attività di interesse generale e della volontà di non svolgere queste attività per finalità lucrative, perché l'assenza di scopo di lucro deve essere completo. Anche quando andremo a vedere cosa si intende per attività principale, vedremo che ci può essere un'attività non di interesse generale, un'attività qualsiasi, ma alla fine il soggetto sarà sempre unitario e l'assenza di scopo di lucro dovrà essere sempre garantita. Quindi, riepilogando, per dare qualche concetto generale, si tratta di enti privati e società di cui al libro quinto del Codice Civile, quelle quali però dovranno rinunciare dello scopo di lucro. Quindi assenza completa di scopo di lucro, svolgimento di attività di interesse generale connotata da scambio di beni e prestazioni di servizi, ma anche modalità predeterminate, nel senso che dovranno adottare modalità di gestione di queste attività responsabili, quindi dovranno essere responsabili delle proprie attività, e qui uno degli elementi cardine è il controllo interno oltre che esterno, perché questo tipo di imprese avranno un'ispezione annuale, come hanno normalmente le cooperative sociali, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, su delega del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dottor Dall'Olio, se mi va un pochino quasi a concludere. Sì. Sulle attività le avete viste prima. L'assenza di scopo di lucro, più o meno le stesse norme anti-elusive di questa finalizzazione sono quelle che diceva la dottoressa Guatelli, no? Il legislatore si preoccupa anche di determinare quei casi in cui indirettamente potrebbe pervenirsi invece ad un effetto lucrativo, e più o meno sono poi le stesse norme del decreto legislativo 460, c'è qualche lieve modifica e un'integrazione. La Costituzione viene fatta per atto pubblico,
importante l'oggetto sociale, l'assenza di scopo di lucro, ma importanti poi i riferimenti del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti e la devoluzione volontaria, la norma, importante anch'essa, di devoluzione volontaria del patrimonio sociale, perché si può perdere la qualifica volontaristicamente, non voglio più essere, e allora dovrò devolvere il patrimonio a valore correnti ad altri soggetti o a quelle fondazioni che dovranno, quei fondi che saranno costituiti dalle organizzazioni di rappresentanza, oppure no, avrò avuto una verifica. Concludo solo, avrò avuto una verifica da parte del Ministero, dall'Ispettorato del Lavoro, che è demandato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, funziona un po' come per le cooperative, ci sarà un qualche vizio sanabile, provvedo a sanarlo, se non attraverso l'istituto della diffida, se non lo sano, oppure se il vizio non era sanabile, ecco che vi sarà il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che mi farà perdere la qualifica di impresa sociale con effetti devolutivi. La grande novità è che avverso questi provvedimenti vi è sempre la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, al Tribunale amministrativo regionale. Le scritture contabili, che è un po' l'accountability dell'impresa sociale, libro giornale e libro degli inventari, ai sensi del codice civile. I bilanci purtroppo sono i bilanci di esercizio, quelli previsti dal 2423 bilancio ordinario, 2435 bis l'abbreviato e da qualche anno il 35 ter, che è la microimpresa. Gli organi di controllo ne ha già dati atto un pochino prima le relazioni precedenti. Controllo interno sempre un sindaco qua, sempre un sindaco nominato ai sensi del 2397 comma secondo. Se può chiudermi, grazie. Anche qua finisco. Revisione legale solo nei casi in cui l'impresa effettivamente sia importante, il coinvolgimento, alcune norme, trasformazione, fusione. Tenete presente che c'è anche una particolare attenzione sulla cessione di azienda o di ramo di azienda. Procedure concorsuali, saltiamo. L'ultimissima cosa, mi lasci solo un secondo, per la misura fiscale, perché se questa creatura, l'impresa sociale, non è ex novo, ne esisteva una che era regolata precedentemente dalla precedente legge, che era la legge del 2006, la numero 155, è stata abrogata, ne sono sorte pochissime di imprese sociali. Perché? Perché la legge vecchia non è poi così lontana dalla legge nuova, ma la vera novità è che mancava qualsiasi misura di sostegno incentivante, mancava qualsiasi misura di sostegno di una fiscalità agevolata. E qua, e finisco, il 112 ci dice, grosso modo, utilizza le stesse previsioni agevolative sostanzialmente delle cooperative, facendo sì che gli avanzi di gestione o gli utili, che non sono mai divisibili fra i soci, salvo quelle ipotesi minimalissime, sono detassati, o meglio non concorrono alla formazione del reddito imponibile a condizioni che queste somme siano sempre destinate all'attività statutaria. Ultimissima cosa e basta, e poi non parlo più sino a chiusura. Attività principale. La partita doppia è più precisa del finisco e ultimissima. Ultimissimo. Cioè, no, perché è un connotato importante, se non diamo questo non diamo nulla. Attività, dicevamo, cosa si intende per attività principale? Almeno il 70%, o meglio, non almeno, più del 70% dei proventi relativi, dei ricavi relativi all'attività complessiva dell'impresa sociale devono derivare dall'attività di interesse generale, consentito che una quota non superiore al 30%, quindi direi, o meglio, una quota che sia inferiore al 30%, 29 qualcosa, possa derivare da una qualsiasi attività. E l'elemento importante è che
anche l'utile di questa attività viene detassato dall'articolo 18. Chiedo scusa. Grazie. Il nostro legislatore, e proprio nel disegno di legge del decreto fiscale appunto vi è uno spiraglio, nel senso che l'articolo 79 del codice del terzo settore, ripreso nell'articolo 24 ter della disegno di legge di bilancio, recita che le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi corrispettivi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 2 periodi d'imposta consecutivi. Chiaramente sono percentuali piccole, però è sempre qualcosa di più rispetto a quello che avevamo, sempre che le cose vadano a buon fine. Poi abbiamo la commercialità dell'ente, questa è una cosa molto importante. Chiaramente noi ci troviamo sempre a confrontarci quando abbiamo davanti il nostro bilancio con entrate, sì, abbiamo la contabilità separata, però poi il momento conclusivo per tirare le somme è il bilancio finale di fine anno, quindi dobbiamo fare i conti con attività commerciali e attività non commerciali e vedere se prevalgono chiaramente quelle non commerciali. Allora, tra le attività commerciali ovviamente abbiamo le attività di interesse generale svolte in forma di impresa, le altre attività che sono ricomprese nell'articolo 6 del codice, ad eccezione dei proventi da sponsorizzazione. Anche questa è una novità del codice. Mentre per le attività non commerciali abbiamo i proventi delle attività di interesse generale svolte non in forma di impresa, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative, il valore normale delle cessioni e o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali. Qui abbiamo uno specchietto che ci fa vedere come le attività di interesse commerciali, pur in presenza di attività di interesse generale, gli enti non commerciali possano comunque trovarsi nella commercialità, quindi fuoriuscire dall'ente non commerciale, vedersi disconosciuta la propria natura. Quindi se l'attività è gratuita o i corrispettivi sono inferiori ai costi effettivi, non siamo commerciali. Se i corrispettivi sono superiori ai costi effettivi, rientriamo nella commercialità. Se abbiamo gratuità o corrispettivi inferiori o uguali ai costi effettivi, siamo sempre nell'ambito della non commercialità. Dall'altro lato, ovviamente, per quanto riguarda l'articolo 6, quindi tutte le altre attività che non sono di interesse generale, siamo sempre nella commercialità. I corrispettivi specifici degli associati. Allora, i corrispettivi specifici degli associati sono sempre ricompresi nella commercialitalità, a prescindere dalla normativa delle ODV e delle APS. Sì, appunto, quindi sia i corrispettivi specifici, sia i contributi e le quote supplementari degli associati, mentre appunto per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale queste sono detassate come prima, ecco, in favore sia degli associati sia dei loro familiari. Le raccolte fondi, i contributi, i corrispettivi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 79 al comma 4 del codice estende agli ETS, enti del terzo settore, la decommercializzazione di fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali.
Voi avrete probabilmente letto che vi è nel codice una forte spinta alla raccolta pubblica di fondi, e questo è una cosa buona, perché ovviamente l'associazione ha maggiori possibilità di sopravvivere grazie alla raccolta fondi, però ai fini fiscali la raccolta fondi deve essere effettuata appunto sempre in occasionalmente e in occasione di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, perché non sia tassata. I contributi e apporti erogati da parte della pubblica amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Abbiamo poi i contributi corrispettivi, abbiamo quindi altri casi nei quali la pubblica amministrazione non ci fa un'elargizione, ma ci dà un compenso per un'attività svolta. Anche in questo caso occorre valutare se il contributo, il corrispettivo, in realtà ecceda o meno i costi effettivi per verificare l'eventuale commercialità dell'ente. Nel caso in cui il margine dell'attività convenzionata risulti negativo, chiaramente l'attività in convenzione non è commerciale, se è positivo l'attività è commerciale. Anche in quest'ultimo caso il corrispettivo non deve essere comunque tassato ai fini IRES, come abbiamo detto prima, ma è comunque assoggettato ad IVA attualmente. Abbiamo poi quello che interessa di più le nostre associazioni, che è questo schema molto semplice di regime forfettario in base all'articolo 80. Quindi fino a 130.000 euro di prestazioni di servizi avremo un coefficiente di redditività del 7%, dai 130.001 euro fino ai 300.000 avremo il coefficiente di redditività del 10%, oltre i 300.000 avremo il coefficiente del 17%. Per le altre attività sempre abbiamo un coefficiente per la prima tranche, quindi fino ai 130.000 euro del 5%, per la seconda tranche del 7% e per l'ultima del 14%. Attività non commerciali, le abbiamo già dette, comunque sono le quote associative, i redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali, quindi immobili strumentali da parte delle associazioni APS sono esenti dall'imposta sul reddito delle società, e abbiamo detto anche, addentrandoci quindi nelle associazioni di promozione sociale, che i corrispettivi specifici nei confronti di associati e loro familiari non sono, oppure anche di altre organizzazioni, sempre chiaramente APS, almeno per il 70%, non sono tassati. Lo stesso per le cessioni di proprie pubblicazioni verso pagamento di corrispettivi specifici, oppure la vendita effettuata senza l'intervento di intermediari di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi sociali, quindi le sedi di svolgimento dell'attività istituzionale. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici verso associati e loro familiari conviventi, anche queste come prima, se perseguono finalità istituzionali riconosciute dal Ministero dell'Interno, sono detassate. La presunzione di commercialità. Vi è sempre la presunzione di commercialità per la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, le prestazioni alberghiere, prestazioni di trasporto e deposito, la pubblicità commerciale, l'erogazione di acqua e gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni portuali e aeroportuali, le somministrazioni di pasti e gestione di spazi aziendali, queste ci interessano, o mense, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
la telecomunicazione e radiodiffusione, la gestione di fiere ed esposizione a carattere commerciale. Vedete, vi sono molte cose che a noi non interessano, ma altre che invece noi come associazioni Proloco facciamo. Qui, come vi dicevo, noi abbiamo fatto come commissione studi UNPRI nazionale un po' di conti di quello che convenga fare alle nostre organizzazioni, alle nostre associazioni, e quindi se convenga che l'associazione Proloco si iscriva alla sezione APS oppure no, i vantaggi e gli svantaggi. Quindi se abbiamo una Proloco che non è iscritta all'APS, non abbiamo obblighi civilistici nuovi, non abbiamo obbligo di redazione e deposito di bilancio, non abbiamo l'obbligo di tenuta dei libri sociali, non abbiamo l'obbligo di nomina dei revisori. La personalità giuridica invece rimane quella più complessa che avevamo sino al momento prima di entrata in vigore della legge decreto legislativo 117 del 2017, quindi non sarà più così facile avere la personalità giuridica, ma avremo dei vincoli maggiori. Ecco, gli obblighi fiscali. Non avremo agevolazioni per l'attività fiscalmente rilevante e la determinazione del reddito avverrà in base all'articolo 145 del TUIR. Chiaramente anche per la Proloco non iscritta all'APS vale il requisito di commercialità che deve essere non prevalente, quindi se avremo un'attività prevalente commerciale perderemo la qualifica di ente non commerciale, avremo l'applicazione ordinaria dell'IVA e non avremo nessuna agevolazione per quanto attiene le imposte indirette e i tributi locali. Avremo l'obbligo di emissione dello scontrino ricevuta fiscale per i corrispettivi. Chiaramente qua noi prevediamo che per le Proloco non iscritte nella sezione APS le pubbliche amministrazioni avranno non avranno un occhio di riguardo, perché se vi ricordate quello che era avvenuto anni fa con la spending review di appunto, alcuni anni fa, vi era già la volontà di dare convenzioni, dare contributi a coloro che, alle associazioni che avessero i requisiti di associazione di promozione sociale. La Proloco è iscritta invece nel registro del terzo settore, sezione APS, ha l'obbligo civilistico di redazione e deposito di bilancio in forma di stato patrimoniale e rendiconto di gestione e relazione di missione nel caso se le entrate sono superiori ai 220.000 euro. Redazione e deposito del bilancio in forma di rendiconto per cassa invece se le entrate sono inferiori a 220.000 euro. Abbiamo l'obbligo di tenuta dei libri sociali, l'obbligo di nomina dei revisori e la procedura invece semplificata per l'acquisizione della personalità giuridica della Proloco. Il regime forfettario per una Proloco con proventi commerciali inferiori a 130.000 euro abbiamo una grande agevolazione, perché in questo caso non avremo applicazione dell'IVA. Il regime forfettario invece con proventi superiori a 130.000 euro avremo l'applicazione ovviamente dell'IVA ordinaria per converso. Ecco. Dovremo sempre in questo caso tener conto della determinazione dei corrispettivi specifici versati da soci o familiari. Quindi abbiamo anche i benefici fiscali che avranno i donatori, coloro che daranno il loro denaro a una nostra associazione, che potranno ovviamente, se siamo iscritti nel registro delle APS,
avere un riconoscimento, uno sgravio fiscale. E avremo agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali, quello che mi si chiedeva prima. Sono obbligatorio perché cioè, l'amministrazione comunale può... No, sarà obbligatorio, però quando entrerà, ovviamente, ora siamo in un regime transitorio, quindi abbiamo ancora una situazione un po' ibrida, quindi... Ecco, poi abbiamo fatto proprio il conteggio appunto di quello che andiamo a spendere se siamo pro loco con introiti inferiori a 130.000 euro, in un modo se siamo APS e nell'altro modo non essendo APS. Voi lo vedete chiaramente in un caso con introiti pari a 100.000 euro e costi diretti di 50.000 euro, il nostro reddito fiscale è di 50.000 euro. Chiaramente l'IRES 24%, 12.000, IRAP 1.638, andremo a spendere 13.638 euro di imposte. Nel regime delle APS ovviamente avendo la detrazione forfettaria che è pari a quella attuale del 3%, esattamente, quindi avremo un reddito fiscale di 3.000 euro e l'IRES solo per 720 euro. Abbiamo poi fatto anche l'ipotesi di un'associazione con introiti superiori ai 130.000, corrispettivi 250.000 euro, corrispettivi per manifestazioni sacre, costi diretti 132.000 euro, reddito fiscale 118.000. L'IRES sono 28.320, l'IRAP 4.290, per un totale di imposte di 32.610. Nel caso dell'APS abbiamo le detrazioni forfettarie chiaramente dettate dalla tabella che abbiamo visto prima, quindi in caso di prestazioni di servizi avremo il primo scaglione con un'aliquota, il secondo con un'aliquota maggiore, ma in ogni caso abbiamo un reddito fiscale di molto inferiore, quindi 21.100 euro. Di conseguenza avremo un esborso per imposte di 5.583 euro. Considerazioni finali, qui noi abbiamo detto la Proloco ovviamente sotto i 130.000 euro ha direi tutti i vantaggi per iscriversi, come abbiamo detto in passato anche agli altri convegni, all'albo delle associazioni di promozione sociale. Ovvio che occorrerà valutare anche alla luce del convegno di oggi, anche alla luce di molti altri aspetti che si svilupperanno, si sviscereranno meglio nel corso di questi prossimi mesi, se è la nostra veste, ma al momento attuale la nostra Commissione considera che questa sia la veste della nostra Proloco, che meglio si confà alla nostra Proloco. Parliamo in ultimo del terzo settore e della fattura elettronica, perché anche qui si sono spesi fiumi di parole, ma in realtà sembrava appunto che per tutti coloro che al momento attuale sono in regime di 398 vi fosse un esonero, un'agevolazione, un esonero a seconda del fatturato, diciamo così, del volume d'affari. Si pensava che sino a 65.000 euro si fosse esonerati, che superando questo tetto dovesse essere addirittura il cessionario, il committente a fare per noi la fattura. Poi invece siamo arrivati a capire che solo le associazioni sportive e dilettantistiche hanno questo esonero. Quindi per le Proloco e come per gli altri operatori del terzo settore rimane l'obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche. Quindi questa è una conclusione finale, praticamente quello che abbiamo già detto prima, cioè
maggiore attenzione a come si riesce a sopravvivere con le nostre entrate non commerciali, che devono essere sempre prevalenti, e praticamente avvalerci senz'altro di entrate commerciali, ma facendo attenzione al limite per non diventare ente non commerciale. Io vi ringrazio, naturalmente io e la Presidente vi ringraziamo molto, ringraziamo innanzitutto i relatori e ringraziamo i partecipanti. Certo, è altro che... Noi facciamo da mangiare, cosa siamo? Commerciali o non commerciali? Allora, le sagre... Naturalmente facciamo pagare quello che noi distribuiamo. Certo, ci mancherebbe. Commerciali o non commerciali? No, no, però il tutto va visto all'interno di tutto quello che fate, non fate solo da mangiare, cioè fate l'attività di sagre, eccetera, eccetera. Per sopravvivere, noi facciamo solo quello. Esatto. Sempre che siamo commerciali, allora abbiamo... Sì. Se invece non lo siamo, è un'altra cosa. No, no, sì. La domanda. Allora, il signore chiedeva che la loro Proloco, per sopravvivere giustamente, fa attività di sagre, quindi fa come facciamo tutti, ovviamente, sì. L'attività della sagra è un'attività commerciale, ovviamente, va però messa sulla bilancia delle altre attività. Quindi se abbiamo anche contributi da enti pubblici, se abbiamo anche finanziamenti da terzi... non abbiamo niente, cioè speriamo i 100.000, non siamo... Lo so, questo è un... piccolissima, però questo è lo so, questo è un grosso problema che hanno tutte le Proloco. Chiaramente anche a livello nazionale stiamo cercando di portare avanti però per il momento non è recepito se non per quel 5% di attività commerciale in più che c'è nel disegno di legge. Quindi siamo commerciali. Se aveste soltanto quello o se la prevalenza è quella, sì. Ma siamo tutti commerciali. Ma nel caso siamo tutti commerciali. Quello che... i soldi per organizzare tutto il resto che non è commerciale, per le feste del mare, i concerti, eccetera, non è che li stampiamo di notte. Sono d'accordo. Le sagre, per poi pagare i complessi che vengono a suonare. Sì. Certo, no, ma noi stiamo portando avanti, poi cedo la parola alla consigliera generale del Piemonte che vuole parlare, ma no, ci mancherebbe, è un problema molto importante e chiaramente stiamo portando avanti come un prinazionale questa problematica. Ovviamente per fare la sagra è chiaro che occorre che vi siano dei volontari. I volontari sono un costo indiretto, sono un costo indiretto che andrebbe soppesato, cioè quando noi dobbiamo rendere conto della nostra commercialità o non commercialità, dovremmo anche valutare che abbiamo fatto la sagra, è vero, è un'attività commerciale, pagheremo l'IVA su quell'introito, però dall'altro lato abbiamo l'attività dei nostri volontari. Se noi monetizziamo quell'attività, perché ovviamente i volontari sono volontari, non ricevono nulla da noi, lo fanno volontariamente, però se fossero lavoratori dipendenti riceverebbero quantomeno lo stipendio e quindi i contributi, quindi un costo lavoro del contratto collettivo nazionale. Noi dovremmo mettere sull'altro lato della bilancia, appunto della bilancia, questo costo. In questo caso ovviamente avremmo sicuramente uno sbilanciamento molto molto inferiore, quindi